Buongiorno a tutti, iniziamo la nostra giornata di studi. L'Ateneo Veneto ha deciso di celebrare il bicentenario della morte di Canova con varie iniziative. La prima è quella odierna, questa giornata di studi in cui vari studiosi, che ringrazio fin d'ora per la generosità che hanno dimostrato venendo in Ateneo, ci racconteranno i risultati di ricerche recenti o comunque ci proporranno nuovi punti di vista sull'opera di Canova. Canova, che ricordo, è stato socio dell'Ateneo Veneto, è stato legato anche da profonda amicizia con il primo presidente del nostro istituto, Leopoldo Cicognara. La giornata di studio è stata patrocinata, e di questo ringrazio il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Canova, professor Sgarbi, è stato patrocinato dal comitato che ha anche ritenuto di dare un contributo economico, e per questo ringrazio il comitato nella persona del suo presidente. Per la giornata odierna mi corre l'obbligo anche di fare un ringraziamento particolare al professor Stringa, alla dottoressa Marini e al dottor Tonini, che sono state le anime organizzatrici di questo convegno. Dicevo che questa è una prima iniziativa. La seconda è una passeggiata canoviana che noi offriremo ai nostri soci, agli amici dell'Ateneo e anche magari ai cittadini, una passeggiata proprio fatta nei luoghi canoviani, partendo da Santa Marina per arrivare all'Arsenale, alla Stele di Emo, passando per Campo San Gallo, che a poca distanza da qui, dove il Canova tra l'altro morì a casa di un caro amico. Questa passeggiata canoviana diventerà un documentario. Abbiamo già stipulato un accordo con la Kublai Film, abbiamo ottenuto un finanziamento e sarà un documentario che verrà diffuso anche all'estero, cioè sarà fruibile anche da cittadini non italiani. Sapete che l'Ateneo si occupa molto dei veneti nel mondo, quindi di riportare ai nostri connazionali che sono fuori dai nostri confini la nostra cultura, quello che accade in Italia. Abbiamo fatto già varie iniziative, questa si inserisce in questo filone. La post-produzione infatti prevederà una scheda illustrativa, dei sottotitoli e una voce narrante in 2 lingue, quindi sarà un documentario che verrà diffuso oltre Italia. La terza iniziativa riguarda il nostro corso di storia dell'arte. Il corso di storia dell'arte è un corso tradizionale del nostro istituto che viene fatto in collaborazione con gli amici dei musei e dei monumenti veneziani e che quest'anno, snodandosi in 5 lezioni tra novembre e dicembre, avrà ad oggetto proprio l'attività di Antonio Canova. Mi hanno riferito che il professor Sgarbi, che doveva dare i saluti, è impegnato, ce lo dirà la dottoressa Barbara Guidi, che è la direttrice del Museo di Bassano ed è la segretaria tesoriere del Comitato Nazionale per il Bicentenario della morte di Antonio Canova, alla quale do volentieri la parola. Ecco, dottoressa, buongiorno, non so se ha sentito quanto ho detto finora. Ci sente? Sì, buongiorno. Sì. Ecco, le lascio volentieri la parola, non so se ha sentito i miei ringraziamenti al comitato e al professor Sgarbi per il patrocinio che ha dato alla nostra giornata e anche
per il contributo economico. Le lascio la parola, grazie per la sua presenza. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, mi scuso per questo collegamento ma non era prevista la mia presenza come sapete. Io sono qua per portare i saluti del Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova, Vittorio Sgarbi, che si scusa per non essersi potuto collegare stamani poiché è a Roma per la cerimonia di insediamento delle Camere. Però mi ha pregato vivamente di fare le sue veci, di portare quindi i suoi calorosi saluti e portarli anche a nome dell'intero Comitato Nazionale per le Celebrazioni. Saluti a questa importante giornata di studi che si svolge oggi a Venezia all'Ateneo Veneto. È una giornata importante per, dico, due motivi fra tutti. Importante perché assieme ad altre meritevoli iniziative che si sono svolte e si stanno svolgendo, ne cito una fra tutte, l'inaugurazione del concluso restauro del cenotafio canoviano, che se non sbaglio si è tenuto l'11 di ottobre. Segna il ruolo e la centralità di Venezia per questo grandissimo scultore, uno degli scultori più grandi di tutti i tempi, che proprio a Venezia, è bene ricordarlo, è morto 200 anni or sono, proprio oggi. E quindi la scelta della giornata per questo appuntamento commemorativo, celebrativo attraverso gli studi mi pare particolarmente centrata. È importante anche perché il programma della giornata di studi annovera tanti autorevolissimi studiosi, molti dei quali sono anche peraltro membri del nostro comitato, penso a Giuseppe Pavanello, penso a Maria Grazia Messina, a Fabrizio Malachin. Altri sono comunque da sempre vicini e collaborano per esempio anche con il Comitato Nazionale degli Iscritti di Antonio Canova, altra importantissima istituzione voluta dal Ministero, come peraltro il nostro Comitato per le Celebrazioni. E annovera anche contributi di sicuro interesse che mi rincresce molto non poter ascoltare perché impegnata nelle ultime fasi di allestimento della mostra che apriremo a Bassano, che inaugureremo a Bassano domani. Ecco, ricordo e mi avvio alla conclusione per questo breve saluto che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni, che si è insediato lo scorso aprile, sta lavorando alacremente e armoniosamente per la messa a sistema e il coordinamento di tante iniziative che si sono svolte, si stanno svolgendo e che continueranno a svolgersi anche l'anno prossimo, il 2023, perché è stata fatta la richiesta di proroga e di rifinanziamento per poter consentire un prosieguo di celebrazioni di importantissima figura. E un comitato che deve attraverso tutte queste iniziative sottolineare la grandezza di Canova e il significato che la sua arte ha avuto di fatto per la storia dell'arte, ma per l'intera storia della cultura europea, della cultura della nostra civiltà. Ne cito due brevemente e poi non rubo altro tempo. La mostra di Bassano del Grappa, che come vi citavo poc'anzi inaugurerà domani 14 ottobre e che ovviamente invito a visitare, e la giornata celebrativa che si terrà a Possagno la domenica prossima, il 16 ottobre, e anche qui porto il caloroso invito da parte del Presidente Sgarbi e di tutto il Comitato a partecipare a questa importante giornata che si svolgerà a partire dalla mattina con una messa solenne commemorativa per la morte dello scultore, proseguirà lungo tutta la giornata con una serie di iniziative e delle visite ai restauri operati alla casa natale di Possagno, e si concluderà poi in serata con un concerto e uno spettacolo nel Tempio. Io vi ringrazio anche a nome del Presidente,
confermo il sostegno del Comitato Nazionale a questa bellissima iniziativa e vi auguro, non mi resta che augurarvi buon lavoro per questa importante giornata a tutti i relatori e a tutti voi dell'Ateneo Veneto. Grazie. Ecco, allora buongiorno, grazie per essere intervenuti in questo incontro che non ha bisogno di giustificazioni perché è talmente importante il momento per tutti noi ma anche per tantissimi altri che ovviamente non hanno potuto partecipare, che non dobbiamo spiegare a nessuno perché è stato fatto questa iniziativa. Casomai avremmo dovuto giustificarci se non l'avessimo fatta. Ecco, e quindi siccome i relatori sono molti e sappiamo perché siamo qua, direi vi dico due parole soltanto perché mi rifiuto di delineare un profilo di Giuseppe Pavanello, trattandosi, perché parliamo di Canova, e quindi dico solo che nelle nostre biblioteche ovviamente il suo volume del 76, scusate, no, il catalogo generale Rizzoli è uno dei libri che ancora, nonostante ormai compierà tra poco 50 anni, è fondamentale per tutti noi. E poi l'attività la sua attività su Canova è proseguita in modo sempre molto intenso. Adesso il professore ha pubblicato tutti gli articoli canoviani che aveva scritto per la rivista che dirigeva a Trieste, Arte in Friuli, Arte del Trieste, e quindi quelli è adesso più facile per tutti rintracciare quei testi, no? Perché sfido qualcuno di voi ad avere tutti i numeri di Arte in Friuli e Arte del Trieste, è molto difficile, e sta poi per pubblicare un'antologia invece degli scritti più importanti che ha sempre pubblicato in questi anni su Canova, quindi quella uscirà tra poco, mentre vi dico così, tanto per chiudere questa breve premessa, che i torchi di Antiga stanno cigolando perché i 3 volumi sugli affreschi nei palazzi veneziani del Settecento sono imminenti. Bene, quindi non so quante centinaia di pagine, migliaia di fotografie, l'altro settore di ricerca del professor Pavanello. Ecco, siccome una delle sue ultime grandi fatiche è stata anche la pubblicazione del volume dell'epistolario dell'edizione nazionale di cui adesso ci parlerà, ecco, abbiamo anche con questo volume un'altra tassello della sua enorme attività su questo settore, ed è un volume particolarmente importante, non è il primo come sapete, e anzi l'ultimo ad essere apparso, però comprende le lettere del primo periodo di Canova, cioè molte delle quali proprio indirizzate a corrispondenti veneziani o di tematica veneziana, e quindi con quella straordinaria situazione che si era creata attorno al giovane Canova. E quindi per questo gli lascio la parola per svolgere il suo intervento e lo ringrazio per aver accettato di venire oggi. 800 pagine, diciamo un po' impegnative per la lettura. Allora, l'epistolario dell'edizione nazionale ha dato già naturalmente dei contributi importantissimi, gli scritti di Canova curati da Hugo Honor, Paolo Mariuz, eccetera. Le lettere giovanili sono quelle che io ho scelto quando c'è stata così un po' la cosa vuoi fare, eccetera. C'era ancora il professor Pavan, tanti anni fa, perché naturalmente essendo quelle più legate all'ambiente veneziano mi sembravano le più congeniali anche per la mia, diciamo, preparazione così scientifica. Cosa esce da questo fino al 94, dal 79, quando lui arriva a Roma,
al 94. Naturalmente mi sono fermato perché mi sembravano già abbastanza, insomma, no? Però poi ci sarà fino al 99 e dopo il professor Stringa farà il 1800, il 1801 e 2. Esce un personaggio con mille sfaccettature e questo ormai l'abbiamo dato per acquisito, cioè questa vecchia idea del Canova, come dicono i letterati, semicolto, cioè la mettiamo naturalmente in soffitta, perché noi notiamo una capacità di scrittura che migliora naturalmente nel tempo e anche questo fatto dei quaderni di viaggio, cioè i diari che lui ha tenuto quando è partito per il viaggio a Roma e poi Napoli, scritti così con errori vari, così che una professoressa segna in rosso e in blu. Io dico sempre quanti artisti hanno tenuto un diario di viaggio, no? Un diario delle sue giornate, eccetera. Ben pochi. Allora il fatto di sentire la necessità di scrivere è già qualche cosa, anzi è molto. E noi vediamo che fin dai primi tempi in cui lui giunge a Roma, dove abita nel Palazzo di Venezia, ospite dell'ambasciatore Zulian, scrive tante lettere. Purtroppo tutte perdute. Di queste lettere primissime, che sarebbero naturalmente le più interessanti, perché uno arriva a Roma, ha l'impatto naturalmente con le bellezze della città, le opere d'arte, le statue antiche, eccetera, non abbiamo neanche una lettera. Quindi speriamo che in futuro qualche giovane così ricercatore, qualche colpo di fortuna, venga a chiudere questa mancanza. Lui ha naturalmente, e qui sono a Venezia, quindi parliamo un po' dei rapporti con i veneziani, una quantità di relazioni col patriziato. Allora, la protezione del senatore Giovanni Fallier, naturalmente, ben nota, che era una protezione anche un po' ambigua, faceva un po' la fitacamere anche il senatore, perché cercava di così far quadrare il bilancio, perché apparteneva veramente a uno strato bassissimo della nobiltà veneziana per quanto riguarda i suoi redditi. E, infatti poi dopo gli presta dei soldi per aiutarlo, dopo Canova li restituisce con gli interessi, c'è tutto un gioco naturalmente tra i due e poi con il figlio Giuseppe Iseppo, molto interessante, che esce qui dal carteggio. E poi c'è una donna che è Caterina Berlendis Renier, figura che è rimasta sempre in secondo se non in terzo piano, che invece è fondamentale perché un po' alla volta stiamo capendo che è stata, diciamo così, l'artefice di presentazione in società, diciamo così, del giovanissimo scultore qui a Venezia, soprattutto nel rapporto con Girolamo Zulian, conosciuto qui e poi naturalmente ambasciatore a Roma, tant'è vero che ospita Canova nel Palazzo di Venezia, mentre il successore Andrea Memmo gli dice: è stato bello rivederci, trovati una cameretta per conto tuo da qualche altra parte, ma ormai era diventato, diciamo, un artista affermato, non c'è stato problema. E questo, allora, cominciamo con Giovanni Fallier, la Caterina Berlendis, che tutto sommato sembrerebbe quasi l'artefice dell'idea di fare il monumento di Tiziano, perché a un certo punto in una lettera salta fuori che l'idea che noi abbiamo sempre ritenuto di Girolamo Zulian, monumento da erigere ai frari, lui dice che invece l'idea non è sua, ma c'è una figura femminile ignota, e io suppongo che sia naturalmente la Berlendis. Lui poi fa una perizia sulla collezione d'arte. Noi abbiamo gli inventari di Pietro Edwards al seminario patriarcale, e tra questi inventari c'è anche un inventario Renier e c'è una postilla di Canova, vuol dire che era, diciamo, casa e bottega con questi qua. Fra l'altro con un'idea bellissima, perché lui dice che la collezione non va messa per arredare, ma va messa per ordine cronologico, cioè le gallerie dell'Accademia, giusto? Si comincia col 300 e poi si va avanti. Questa era un'idea che aveva anche padre Lodoli,
E questa è naturalmente rivela ancora una volta l'intelligenza del nostro scultore. Quindi poi c'è tutto il rapporto naturalmente con altri personaggi che sono stati studiati molto bene da Piero del Negro in vari articoli, veramente con ricerche straordinarie. Quindi noi vediamo che nel corso del tempo l'artista così comincia ad affermarsi nell'ambiente romano e poi ci sono i letterati naturalmente e qua nel carteggio esce la figura di Melchior Cesarotti, no? E c'è a un certo punto un capovolgimento di ruoli, no? Cioè il giovane Canova, poco conosciuto, Cesarotti il grande letterato, no? Traduttore di Omero, eccetera, Ossian e tutto quanto. Allora c'è Canova qua e Cesarotti là. Poi quando Canova fa il monumento di Clemente XIV non ce n'è più per nessuno. E Cesarotti è intelligente, dice no, mi dispiace, nell'altra lettera perché c'è uno scambio, no? Dice no, adesso è lei qua e io sono là. E quando c'è una bellissima frase di elogio fra, diciamo così, la produzione artistica di entrambi, e lì si vede, diciamo, l'estraneità al ruolo accademico, e Cesarotti è stato veramente importante per Canova. E c'è un articolo brevissimo di Carlo Del Bravo, pubblicato in una rivista Intersezioni, che nessuno naturalmente vede, conosce, eccetera. Io questo articolo l'ho avuto in omaggio dall'autore, per cui mi ha fatto veramente un gran regalo, perché trovarlo penso non sia facile. E lui parla proprio di questo rapporto con Cesarotti, e c'è una frase nel carteggio che dice: non bisogna tener conto, diciamo, di queste categorie prestabilite, no? Accademiche, no? Cioè bisogna essere fuori da quella che è questa normativa un po' così, cioè, anzi molto rigida, no? Cioè, Cesarotti lo aveva dimostrato nella sua traduzione dell'Iliade, cioè una traduzione anche libera, che però voleva rendere il profumo, no? La qualità dell'originale, quindi non qualche cosa di pedante, questo aggettivo che eccetera, ma qualche cosa di creativo. E in questo ordine di idee del pedante eccetera rientra, e qui esce molto bene, il rifiuto di Canova di fare copie dalle statue antiche. Anche Zulian gli dice: ma insomma, fate le copie, no? Cioè, perché anche era molto remunerativo. Infatti gli scultori romani, a corto di commissioni, no? Si davano a questa attività, che era, diciamo, remunerativa al massimo, perché piena di viaggiatori inglesi e non inglesi che chiedevano copie per le loro residenze, diciamo. E in questo senso Canova dice: no, io non voglio fare le copie, io voglio creare qualche cosa, cioè il principio dell'imitazione secondo il concetto di Winkelmann, non una cosa pedante, appunto, pedissequo eccetera, ma l'imitazione per superare gli originali. E nelle lettere di Zulian, che sono tante, veramente, un personaggio straordinario, abitava qui a San Felice, anche lui di così questa nobiltà, diciamo, non ricca, e aveva preso casa in affitto a Padova, al Santo, e preferiva stare a Padova piuttosto che qua, perché era più libero da impegni di politica, perché come sapete il patriziato era obbligato a fare un sacco di cose anche noiose. E lui si crea questa collezione di gessi bellissima nella casa di Padova, che poi passa una parte agli eredi Priuli di San Trovaso, e poi i bassorilievi e alcune teste sono finite al Museo Correr, fortunatamente. E c'è una lettera del 1790 che è un po' un passaggio importantissimo. Cioè Canova gli scrive che sta facendo dei modellini di 2 opere
che si possono identificare, uno nel Venere e Adone, che adesso sta a Ginevra, scolpito poi per il Marchese Berio di Napoli, e l'altro l'Ercole e Lica, che verrà chiesto pure da Napoli, dal Marchese Gaetani. Canova, che crea modellini di opere senza committente, cioè Canova fa l'opera e aspetta il cliente, come nell'arte contemporanea, giusto? Quale artista contemporaneo fa col committente? Crea, poi aspetta qualcuno che gliela compra. No, di solito è così, 99,9%. E Zulian, e qui si mostra la sua intelligenza, dice: ma quanto siete bravo, sintetizzo, dice, solo un artista del vostro livello può fare una cosa del genere. E soprattutto, e qui c'è la notazione critica intelligente, dice, due opere di carattere contrapposto, perché l'Adone e Venere sono due nudi che si abbracciano, giusto? L'Ercole e Lica è un'altra musica, cioè nello stesso momento crea gli opposti. Vuol dire qualcosa? Vuol dire molto, moltissimo naturalmente, no? Cioè perché questo modo di creare, poi l'Ercole e Lica naturalmente ha avuto tutta una storia lunga, eccetera, il Marchese Berio va nello studio, vede quello lì, dice mio, no? Eccetera. La dice lunga su questo modo di creare straordinario che lui ha. E quando, salto di palo in frasca, ma non importa, è una chiacchierata, si scopre il monumento Ganganelli, cioè Clemente XIV, Basilica dei Santi Apostoli, 1787, Milizia scrive la famosa lettera in due versioni, una al Conte San Giovanni di Vicenza e c'è l'originale nella biblioteca bertoliana. Bisogna andarlo a vedere naturalmente, perché mi è incuriosito, dico, ma sta lettera pubblicata già da Cicognara, no? Cioè, c'è un originale per controllarla, no? Questo è un po' il lavoro che uno, diciamo, deve fare quando fa una roba del genere, e c'è. E l'altra a Zulian, che era bailo a Costantinopoli, perché dopo Roma la Repubblica lo spedisce all'impero ottomano. E queste due lettere non sono del carteggio, perché sono, diciamo così, milizia a San Giovanni, milizia a Zulian, ma io le ho volute mettere qua dentro, perché, diciamo, forse perché ho la tara dello storico dell'arte, così una cosa un po' negativa, forse, non lo so, non sono un archivista, e le ho messe perché vorrei che la gente, prendendo il volume, si rendesse conto della temperatura, no, di che cosa succedeva a Roma, perché se no gli tocca andare a prendere Paola Barocchi, la storia dell'arte, eccetera, per leggere sta lettera, o Cicognara. E perché quell'evento è stato talmente rivoluzionario, no? Cioè l'inaugurazione di quel monumento, che ha segnato il corso delle arti. Cioè abbiamo, da una parte, ci sono tre personaggi contemporanei a Roma in quegli anni, c'è Canova, David col giuramento degli Orazi e Alfieri con l'Antigone recitata nel teatro dell'ambasciata di Spagna. Alfieri, no, famoso 5 versi che tutti ormai conosciamo, no? Scegliesti, scelsi, e mon, morte l'avrai, no? Questa che è la sintesi, diciamo, del linguaggio neoclassico, no? E Canova, sta cosa qua di Alfieri, l'ha letta bene, l'ha pensata molto bene, e quando farà il monumento di Santa Croce, naturalmente legge l'opera omnia, cioè se la fa leggere, voi sapete che c'era l'usanza, lui lavorava e uno leggeva, no? Perché per non perdere tempo, qua è una cosa di un'intelligenza veramente sopraffina, cioè il lettore, pagava il lettore per avere, una volta parlavo di Cesarotti, lui dice per la terza volta ho letto tutte le vostre opere, no? Cioè se le faceva leggere, e il riflesso di queste letture, per esempio cesarottiane, le abbiamo nei bassorilievi con la vicenda di Socrate in carcere, congeda la famiglia, no? Il processo chiude quando è morto, eccetera. Perché?
c'è l'apologia di Socrate di Cesarotti. E qui Canova, buon cattolico che andava a messa e tutto quanto fino alla fine, si rivela un artista che capta i tempi nuovi, cioè non ci meraviglieremmo se fosse la Via Crucis di Socrate, no? Che è una Via Crucis laica, fatta da un artista francese rivoluzionario, no? Lo fa Canova a Roma. Cioè, queste ci sono delle cose così contraddittorie, no? In senso bello, no? Cioè, è pieno di cose piccanti, di cose diverse. Non è un artista che ha un processo, perché è un grande artista, ha questi sbalzi, no? Cioè, così, anche in contemporanea, no? Fa una cosa e fa anche quell'altra, opposta appunto, Adone e Venere e Ercore e Lica. Dal carteggio chiudo, quando il professor Stringa mi dice si chiude, io chiudo. Ecco. Dal carteggio emergono delle cose curiose, vi dico 2 o 3 curiosità, poi figuriamoci, da dire ce ne sono miliardi di cose, eccetera. Uno potrebbe fare un corso universitario su sta roba qua. Allora, sulla scrittura abbiamo detto qualche cosa, no? Canova scrive a Zulian: lei mi ha sempre amato anche quando ero in minoribus. Se scrivo male il latino e anche l'italiano, ricordatevi che fo statue. Beccati questa. E poi c'è in una collezione privata di Treviso, ho trovato i primi appunti dei suoi studi di latino, no? Molto interessanti. Ecco, poi questa cosa dello studio dell'antico, ve l'ho detto, no? Cioè, si sa bene della passione nutrita per i gruppi colossali di Montecavallo, statue che Canova definisce le mie morose. Cioè, dobbiamo chiederci un po' chi è questo artista, perché sono talmente tante le sfaccettature. Per esempio, quando gli propongono la nobiltà asolana, no, lui dice: hanno voluto mettere la golziera, cioè la gorgiera, al cane di Cavalier, no? Cioè, vabbè, non sa scrivere, ma forse sì, no? Cioè, è una frase bellissima sta qua, che naturalmente Falier dice dovevate accettare, lui dice no, guarda, quando sarò morto non è che mi sarò ricordato perché sono il nobile di Asolo, sarò ricordato se ho fatto qualcosa di importante nella mia arte, no? Ecco, una cosa, prezzi delle opere, culto del genio canoviano, la produzione dei gessi, cosa molto interessante, cioè qua siamo abituati ai multipli, no? Cioè abbiamo 1000 mitorai o 1000 qualche cosa, no? Lui l'ha inventata lui sta cosa, quei bassorilievi in gesso, dei quali non ha mai fatto il marmo, per cui ogni gesso è un originale, no? Con delle forme ricavate che lui regalava o vendeva, e c'è tutto un traffico su sti gessi, appunto la collezione Zulian. Qui alle Procuratie Nuove nel 96, cioè un anno prima che la baracca cadesse, si inaugura l'appartamento del procuratore Cappello, che era stato ambasciatore a Roma, dove c'erano tutti i gessi, c'era il gesso del Venere, Adone, eccetera. Una cosa incredibile per la diffusione delle sue opere, perché è intelligente, no? E per, diciamo così, un collezionismo di alto livello. Poi a Roma anche la marchesa, famosa marchesa Boccapaduli, ha voluto gessi suoi, ma anche personaggi, diciamo, di 10° piano, se non 20° o 100°, come un Pinco Pallido di Castelfranco Veneto che si chiamava Barisan, e ha avuto i suoi gessi anche lui, un filo napoleonico che ha fatto un po' di soldi coi francesi, gessi che sono rimasti e si conservano in una collezione privata. Hanno fatto un po' un giro, ma adesso si sono fermati. Allora, il rapporto clienti, committenti-clienti ne abbiamo detto, rapporto scultura-pittura, c'è questa idea che dice anche Missirini di Canova pittore, no? Cioè il confronto con la pittura è una cosa che a lui interessa molto, e gli interessa molto fissato sulla pittura di Tiziano, cioè essere il nuovo Tiziano in scultura. E
finalmente c'è tutta una letteratura critica su questo. Venezia si rende conto, l'Accademia, che in un periodo, tra virgolette, di decadenza, anche se c'erano artisti del calibro di Francesco Guardi e di Gian Domenico Tiepolo, finalmente Venezia ha uno scultore, Canova, perché quelli del passato, Vittoria, Sansovino, tutta roba un po' così, diciamo, dei succedanei rispetto ai modelli, diciamo, Michelangelo, eccetera. Invece con Canova no. E questo fatto che Canova, civiltà di pittura, finisca con uno scultore è incredibile, no? Cioè c'è un capovolgimento, però è proprio l'idealità neoclassica che porta a questo. Cioè la scultura, l'antico è scultura, non è pittura, portata, diciamo così, al primo livello. Scusate. Metodo di lavoro, voi sapete bene come lavorava Canova e qui naturalmente ci sono molti spunti. Attenzione rigorosa al marmo di Carrara, lui andava a Carrara, sceglieva i pezzi, era molto scrupoloso, tant'è vero che abbiamo casi, a partire già dal monumento rezzonico Clemente XIII, di blocchi di marmo che quando vengono cominciati, diciamo, se ne comincia la sbozzatura, si scoprono delle vene nere, scure, dei difetti. Canova cosa fa? Prende il blocco, butta via e ordina un altro a sue spese, perché doveva essere, dice, c'è una lettera qui dice: ma immaginate che io inauguro il monumento di Clemente XIII in San Pietro e il genio funerario, cioè quello nudo dove la qualità, diciamo, il bianco perfetto del marmo non è, dice, non esiste, no, magari su una figura secondaria che si vede poco, non so, il Papa in alto nel mantello, nel piviale, ci possono essere dei difetti, ma non nel genio funerario, assolutamente. E qui vi dico una cosetta simpatica che esce dal carteggio. Canova che procura prodotti tipici, cioè lui faceva l'intermediario per opere d'arte, no? I veneziani dicevano fatemi fare questo argento, allora andava dai Valadier, eccetera, no? O mosaici, che era la specialità di Roma, mosaico minuto. Però i veneziani gli chiedono anche prodotti dell'orto e allora spedisce prodotti come broccoli e cavoli, roba romana, anche con esiti imprevisti. In una lettera scrive: non mancai di far tutto il mio possibile, ma non oso di assicurarla dell'effetto, malgrado la mia diligenza, perché ne ho spediti anni sono l'eccellentissimo Falier e in luogo di nascere broccoli sono nate delle rape. E in un'altra lettera dice: la richiesta era grande. Lui scrive: se soltanto volessi spedire a tutti quelli che me ne fanno ricerca, dovrei fare quasi il negoziante di broccoli e di cavoli. È divertente. Squarci imprevisti, no? Cioè da questi carteggi ci sono delle cose curiose, no? Che escono perché sono le lettere. E una lettera che mi ha dato del filo da torcere, anzi due credo, una o due, è stata una lettera in cui si parla di un matto, un frate che faceva miracoli, la suora che parla, che era muta o cieca, questo e quello. Naturalmente i preti saltano naturalmente, cioè la chiesa ufficiale di fronte a questi miracoli, molto attenta, dice qua fra isterici, isteriche, posseduti, possedute, stiamo calmi, no? Però c'è una lettera in cui dice: ciao, c'è sta suora e poi c'è quell'altra e poi quell'altra ancora, anche il Santo Padre che prima, adesso comincia così. Chi era? Trovarlo? Sto qua. Insomma, il Signore ha voluto che lo trovassi, è il cosiddetto Beato Labre, cioè San Giovanni Labre, francese, io lo pronuncio all'italiana perché tanto stava a Roma, che viveva come un barbone negli archi del Colosseo, poverissimo per scelta, no? Così. E cioè, fai miracoli, e non si scherza, e la gente quando vede un miracolo, vedi tu, no?
le file, le code, eccetera. Tant'è vero che quando muore la settimana santa ed espongono il cadavere nella chiesa di qualche cosa, l'ho anche vista naturalmente, dopo mi verrà in mente, hanno dovuto chiuderla perché c'era un delirio di cose, di folla. E poi ogni tanto esce questo l'inizio del rapporto tra Canova e Tiepolo, che uno dice, cosa c'entrano? No, c'entrano e come? Già qui, in questi anni, c'è Canova che si dà da fare per avere opere di Tiepolo, attraverso Edwards, eccetera, e poi opere del vedutismo veneziano, questo è meno importante, perché voleva avere delle vedute veneziane a casa sua a Roma, si può capire, no? Guardi, Canaletto, eccetera, poi. Però Tiepolo fa impressione, prima riesce a comprare delle stampe, poi compra l'allegoria dell'Immacolata Concezione che sta a Dublino, e poi negli anni futuri, e questo si occuperà chi farà i carteggi i primi anni dell'Ottocento, quando l'artista muore, Gian Domenico Tiepolo ci teneva tantissimo alle opere del padre, non era stupido? No, perché Pulcinella, eccetera, sì, ciao. Non vuole sganciare le opere a poco prezzo, le vuole far pagare, perché si rendeva conto che erano opere importanti. Però poi la vedova di Gian Domenico, che in un altro libro su Canova collezionista si scopre che aveva una tresca col nipote, poi si sposa subito, infatti c'è una lettera che dice: Canova, senta, signor Canova, procurerebbe la dispensa papale per poterci sposare prima del lutto, diciamo, prescritto, perché una volta ci credevano, non è come adesso che dispensa papale, ciao, naturalmente, no? Ecco, quindi viene fuori degli squarci veramente straordinari. E ne esce un Gian Domenico molto, 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 molto interessante, sveglio. Vi dico che poi alla fine Canova avrà una decina di bozzetti di Tiepolo, tra cui il bozzetto per Würzburg, che sta al Metropolitan, una sberla alta così, e 500 o 600 disegni. Non so se mi spiego. E Canova scrive: mi piacerebbe avere dei disegni di Tiepolo che tanto ammiro per la sua fantasia e grazia. Cioè l'artista neoclassico, si fa per dire, creiamo delle virgolette, no? che vuole Tiepolo. Amicizia con giovani artisti, personaggi vari. Canova, suddito della Serenissima, con questo ho voluto chiudere la prefazione, cioè qua gli anni cominciano a farsi, siamo fino al 94, no? Cioè la rivoluzione francese crea così, qualche cosa, no? E lui soffre. Lei ha chiuso così, adesso dobbiamo chiudere. Sì, benissimo. Ecco, l'unica cosa che volevo, ma non la trovo, quindi non la farò. C'è una lettera di Canova in dialetto veneziano che è La fine del mondo, che il professor Stringa conosce bene, ma adesso non mi ricordo dov'è, e arrivederci. Grazie, professor Pavanecco. Volevo solo ricordare che questo volume di lettere comprende tutte lettere scritte da Canova, bene, quindi scritte materialmente da lui, una cosa che capita nell'epistolario canoviano solo fino al 1800, quando all'inizio dell'anno arriva a Roma e si stabilisce a casa sua il fratello da parte di madre, l'abate, no? Quindi dopodiché le lettere, insomma, hanno tutta un'altra storia. Ci sono ovviamente anche dopo lettere originali di mano di Canova, di pugno di Canova, però queste sono tutte scritte da lui e come avete sentito appunto non ci sono solo le lettere di Canova, ma sono tutte le lettere dei corrispondenti e anche addirittura a raggio più ampio, come in questo caso la lettera di milizia, no? Quindi il contesto è straordinario e sono libri che sono vietati, diciamo, da acquistare perché costano 80-100 euro a volume, però si leggono benissimo come un diario, no, quotidiano della vita normale di questa persona che aveva qualcosa in più rispetto a noi,
rispetto a tutti. Ecco, allora, tanto più importante appunto ringrazio il professor Pavanello per questa sua relazione. Adesso chiamo qui il professor e il dottor Gian Domenico Romanelli, che anche per lui mi rifiuto di presentare Gian Domenico Romanelli, che ha diretto, come sapete, per più di 30 anni i musei civici veneziani, è stato professore all'Istituto di Architettura di Venezia e ha aperto, diciamo, la stagione che interessa a noi qui nel 77 con un volume che segna una demarcazione fondamentale negli studi su Venezia, cioè Venezia 800, poi anche ristampato, e ha organizzato poi, subito dopo, pochi mesi dopo, con il professor Pavanello, ha organizzato la mostra di cui ci parlerà, cioè Venezia nell'età di Canova. Poi questa collaborazione tra i dioscuri veneziani, direi, del neoclassicismo, cioè con Pavanello è andato avanti e ha fatto alle altre grandi mostre importanti, sia quella dell'83, Venezia 800, Immagine e mito, sia poi quella canoviana del 92, dove abbiamo visto i marmi al completo, che sono venuti dalla Russia e non solo. E quindi poi la sua attività è enorme, basta appunto scorrere il profilo nell'SBN delle sue pubblicazioni e uno si prende un po' anche, prende paura. Ma se qualcuno di noi volesse controllare anche solo cosa ha fatto, diciamo, durante la sua attività di direzione dei musei, va nella biblioteca Correr e nella parete che dà verso sud, sono tutti i cataloghi che sono usciti in ordine cronologico durante la sua attività. Quindi molto facile anche rendersi conto della complessità degli studi che, per esempio, io ho letto anche il suo libro sulla scuola di San Rocco, non so quanti di voi l'hanno fatto, comunque affrettatevi se volete. Bene, quindi lascio la parola al professor Romanelli, perché ci parla della mostra appunto che nel 78, dopo la mostra inevitabile di Londra del 72, nell'età del classicismo, ha centrato la vicenda di Canova su Venezia, anche quella è una mostra di contesto, è stata molto importante per tutti noi, immagino. D'altra parte anche quest'anno le mostre che si sono viste sono, almeno io le ho viste tutte, sono tutte mostre di contesto, però nel 78 ha avuto un effetto, direi anche questo dirompente, vedere quanti aspetti erano coinvolti nella presenza di Canova e del suo nome qui in città. Grazie. Grazie. Il professor Stringa ha toccato, seppur brevemente, anche un argomento che mi sta molto a cuore, questo del carattere della mostra Venezia nell'età di Canova, perché è stata una mostra che, senza volerci eccessivamente autopromuovere o lodare, è stata una mostra che ha segnato, direi, una svolta nella pratica della presentazione d'opere d'arte o di contesti appunto storici e artistici rispetto a una lunga e gloriosa tradizione che Venezia poteva vantare. Ho riletto in occasione di questa, per preparare le due parole da dire in questa circostanza, ho riletto la introduzione al catalogo della mostra appunto Venezia nell'età di Canova, che tutti forse, o tutti, molti di voi, i più anziani di voi ricorderanno, perché è una mostra che risale, come diceva appunto il professor Stringa, a molti anni fa. L'ho riletta ed era una introduzione firmata comitato scientifico, che, se non ricordo male, e chiedo a Giuseppe casomai Pavanello di correggermi, avevo scritto io e poi avevamo rivisto assieme, perché avevamo preso in mano un po' la gestione di questa iniziativa che aveva avuto qualche problema al momento di decollare,
aveva un comitato scientifico non formato soltanto da noi, ma anche da altri, Attilio Dorigato, Mariacher, Giovanni Mariacher ed Elena Bassi, e dovemmo, o perlomeno dovevamo tirarci sulle maniche e prendere in mano la vicenda, che poi ha avuto un esito sotto molti punti di vista clamoroso e sotto altri punti di vista sfortunato, perché una volta montata questa grande rassegna che si sviluppava sui due piani del Correr, interrotta dalla odiosissima e faticosissima scala che conduce al secondo piano, dicevo, la mostra, nel momento in cui l'abbiamo presa in mano, ha preso e ha assunto caratteristiche e fisionomie abbastanza qualificanti e abbastanza insolite. Prima dicevo sfortuna, perché credo che sia rimasta aperta a metà dei giorni previsti, perché partì una contestazione da parte dei guardasala, perché era molto freddo, il Correr non aveva ancora impianti di climatizzazione ma neanche di riscaldamento, per cui ci costrinsero. Io non facevo parte dei musei allora, per carità, venni chiamato come esperto, diciamo così, perché avevo appena pubblicato questo volume che ha avuto la cortesia di citare il professor Stringa, cioè Venezia 800. Ma sia Giuseppe Pavanello che io uscivamo da alcune esperienze abbastanza importanti che Stringa ha ricordato brevemente. Giuseppe aveva appena da poco pubblicato il Canova della collana di Rizzoli, no? Tutta l'opera di Canova. Poi veniva da pubblicare sul bollettino dei musei civici un importante studio sulla decorazione della reggia di Piazza San Marco, che non è stata scoperta di recente. La reggia di Piazza San Marco sapevamo bene che esisteva, dove era e di che cosa era stata costituita. Io venivo invece dal focalizzare attorno alla figura di Gian Antonio Selva un dato che non era stato, pur nel meritevole libro di Elena Bassi del 1936 dedicato al Selva, non era stato messo a fuoco, cioè il ruolo di Selva come urbanista e soprattutto come anima di quella struttura, di quel comitato, cioè la commissione Dornato, attorno al quale si è vissuta una stagione straordinaria da parte dell'urbanistica e dell'architettura veneziana. Selva era, come voi sapete, molto legato a Canova e ha continuato a mantenere con Canova un rapporto epistolare, e anche non solo epistolare, di affetto, di stima, di simpatia, di colleganza molto stretto e molto importante. Bene, dicevo che ho riletto l'introduzione alla mostra e mi sentirei, a distanza di molti anni, di sottoscrivere in pieno. Sottoscrivere in pieno perché per i criteri che essa enunciava e ciò che si proponeva di fare, organizzando e proponendo qualche cosa come 400 e passa numeri di catalogo, e in realtà, siccome alcuni numeri portavano numerosi pezzi sottosegnati come A, B, C, D, eccetera, complessivamente circa 500 pezzi esposti nelle sale del Correr. Dicevo che mi sentirei di sottoscriverla perché avevamo già abbastanza chiaro questo criterio di costruire una mostra non di monografia, ma di contesto storico, che alla fin fine è riuscito e ha potuto permettersi alcune iniziative e alcune puntualizzazioni che da allora poi hanno fatto, in qualche modo, hanno segnato e hanno accompagnato gli studi canoviani, ma non soltanto canoviani, ma tutti gli studi legati al mondo di questi 50 anni che vengono enunciati nel titolo della mostra, 1780-1830, che sono sotto ogni punto di vista, l'ho sempre detto e lo ripeto a costo di essere noioso, fondamentali e cruciali per i
successivi decenni della vita, della storia della città, ma non solo della storia artistica, della storia civile di questa città, e che tuttora si proiettano o vorrebbero proiettarsi a definirne e a delinearne gli sviluppi futuri. Si diceva infatti, vi leggo soltanto le 2 o 3 righe perché sia chiaro che cosa intendo dire. Grazie. Devo spostarmi io? No. Allora, già nel titolo della mostra, si diceva, grazie, già nel titolo della mostra Venezia nell'età di Canova appaiono le scelte che si sono operate nel costruire e nell'impaginare questo lavoro. Vi sono infatti contenuti i 2 riferimenti di tempo e di luogo, lungo i quali corre tutto lo sviluppo del discorso che si è inteso affrontare, cioè l'età di Canova è la stagione, il dove è Venezia, perché nel titolo si dice Venezia nell'età di Canova. E poi si dice l'arco di tempo assunto quale sfondo è terreno di incontro e di scontro di una serie di fatti e di vicende. Poi si spiega che citare Canova è citare colui che ha dato in qualche modo un'impronta indelebile a una storia e una vicenda culturale che sarà, salvo poi le stagioni in cui Canova viene accantonato o viene addirittura contestato nella sua qualità artistica e importanza culturale, evidentemente fatto riferimento in particolare al famoso epitafio di Roberto Longhi sull'artista nato morto, eccetera, eccetera, no? Che ci eravamo assunti, in qualche modo la contestazione, se volete anche il superamento di quel giudizio di Canova, che effettivamente, salvo appunto gli episodi che prima, gli episodi con la vicenda, il grave errore nella peraltro carriera straordinaria di Roberto Longhi, ha determinato e ha segnato la storia critica, la fortuna e la sfortuna critica di Canova. Quindi noi non abbiamo fatto una mostra su Canova, ma abbiamo fatto una mostra su Venezia nell'età di Canova, che è una cosa ben diversa. Abbiamo ricostruito i contesti, abbiamo cercato di evidenziare il ruolo di alcuni personaggi, abbiamo collegato Canova a ciò che veniva prima del suo esordio o della sua strepitosa fortuna e ciò che è venuto dopo. Fra l'altro, mi pare in maniera sufficientemente chiara, abbiamo contestato e dimostrato l'errore o l'abbaglio di considerare Canova come il suggello finale, o meglio la pietra tombale di una millenaria, si dice, no, stagione di arte e di civiltà. Il punto di vista, e qui adesso forse non vorrei forzare anche Giuseppe Pavanello portandolo sulle mie posizioni, però avendo la coscienza che in quegli anni si sono aperte delle porte, oltre che ad essersene chiuse alcune, perché è indubbio che alcuni tipi di realtà culturali sono terminate, ma è anche altrettanto vero che altre realtà non meno importanti, non meno significative, sono decollate. Basti pensare alla presenza in città di importantissimi intellettuali, scrittori, artisti e così via, che hanno evidentemente rilanciato il ruolo e la funzione di questa città su un panorama decisamente internazionale. E qui mi permetto di fare un'ammenda a me stesso, devo farla a me stesso e anche agli altri che hanno lavorato su questa mostra, perché nonostante che la mostra abbia coperto con sufficiente, direi, acutezza e sufficiente anche attenzione anche a figure minori, però alcune cose ci sono, confesso, ci sono sfuggite. La più grave di tutte è una realtà su cui sto lavorando adesso, ma vi anticipo i risultati, ed è la presenza e la descrizione e il testo prodotto da parte di un intellettuale di primissima grandezza in Europa su Venezia, che è François-René de Chateaubriand.
Chateaubriand incontra Canova più volte, Chateaubriand vive, seppur per pochi giorni, in 3 momenti diversi, la vita veneziana, visita personaggi e personalità di questa vita, dalle anziane oramai contesse Mocenigo, Isabella Teotocchi Albrizzi e naturalmente la Benzon, la Quirini Benzon, le incontra, le descrive, ma soprattutto ha uno straordinario incontro con una lunga discussione con Leopoldo Cicognara. La descrizione che Chateaubriand fa di Leopoldo Cicognara è bellissima ed è indimenticabile, di questo vecchio signore alto, molto dignitoso, che fatica ad alzarsi dalla poltrona perché ormai è molto malato, morirà dopo qualche mese, e scambia con lui delle battute iniziali che sono molto così, anche molto commoventi. Vediamo se riesco ad aprire su quella pagina. Perché eccolo qua. Allora, Cicognara dunque dice, ecco, questa è la descrizione. Il conte, queste sono le parole di Chateaubriand, il conte è un uomo alto e di bell'aspetto. Chateaubriand era piuttosto piccolo e nero, e quindi vedere quest'uomo che si alza faticosamente dalla poltrona, alto e di grande aspetto signorile, è un uomo alto ridotto però dalla tisi. In realtà non è la tisi, è la gotta di cui ha sofferto per decenni Cicognara. Dunque, ridotto dalla tisi a uno stato di magrezza spaventoso. Si è alzato a fatica dalla poltrona per ricevermi e mi ha detto: dunque potrò dire di avervi incontrato prima di morire. Cicognara quindi conosceva le opere, le aveva lette le opere di Chateaubriand. Ma sentite la risposta di Chateaubriand, che è come sempre una risposta molto arguta. Dice: signore, gli ho risposto, mi prevenite. Stavo appunto per dirvi ciò che mi avete appena detto. È probabile che me ne vada io per primo. Sono felice, questo ci interessa molto, sono felice di ammirare l'uomo che ha reso vita a Venezia. E poi però riduce la portata di questa affermazione, almeno nella misura in cui è possibile rianimare ceneri illustri. Cioè Chateaubriand riconosce il ruolo giocato da Cicognara. In questi anni Cicognara non è più presidente dell'Accademia di Belle Arti perché, come sapete, in mezzo a polemiche e anche come gesto quasi di sfida, lascia la presidenza dell'Accademia dopo una serie di questioni legate al progetto Gli Appelli e altre questioni ancora che adesso non sto qui a rivangare. Cicognara, quindi, ecco, abbandoniamo Chateaubriand, che peraltro va seguito in tutta la sua elaborazione, descrizione e partecipazione alla vita veneziana, fino addirittura a interessarsi alla costruzione del ponte ferroviario a Venezia, perché l'ultima volta in cui viene a Venezia è nel 1945 e quindi ci sono i lavori del ponte ferroviario che stanno terminando perché verrà inaugurato nel 1946 il ponte ferroviario. Dico, conosce perfettamente e sperimenta la vita veneziana, dà giudizi importantissimi, fornisce in quelle informazioni addirittura relativamente alla rimozione dell'Assunta dai frari, raccontando un aneddoto che ha raccolto da un altro francese che visitava Venezia e che ne scrisse anche una guida, in cui si dice che aveva scoperto, che Cicognara avrebbe scoperto un quadro irriconoscibile in un'antica chiesa veneziana posto talmente in alto che non si riusciva nemmeno a vederlo. Si fa portare una scala e, usando la saliva, passa un piccolo frammento, un piccolo angolo di questo enorme dipinto. Fra l'altro sappiamo bene che era un dipinto
celeberrimo e così via, e scopre che sotto la fuliggine delle candele, come tutti gli altari avevano a quel tempo, c'è il colore di Tiziano. Allora scopre che è Tiziano, imbroglia il parroco e gli dice: porto via questa schifezza e le do una tela appena restaurata e molto più bella e leggibile, e fa questo scambio per cui l'Assunta, potete immaginare con che struttura, con che tipo di intervento, vista i suoi 7,20 metri di altezza e lo spessore del legno delle doghe di cui è formata, ma comunque fanno questo percorso di portarla via e gli danno l'Assunta che attualmente si può anzi intravedere, non vedere, che è stata portata dopo ai Santi Giovanni e Paolo, un'Assunta del Salviati che è dietro l'altare della Cappella del Rosario ricostruita ai Santi Giovanni e Paolo. Quindi dall'Assunta del Salviati si porta via l'Assunta di Tiziano. Quando il parroco si accorge dello scambio e qualcuno gli dice che ha fatto una sciocchezza, allora il parroco vuole intentare causa a Cicognara. Poi, questo ce lo racconta Chateaubriand, poi però trovano un accordo e l'Assunta resterà per un secolo esatto all'Accademia per poi rientrare dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma lasciamo Cicognara, Chateaubriand, che è troppo divertente come vicenda. Avrete modo di leggerla, cara Presidente, casomai di presentiamo, visto che il tema è ancora canoviano, tutto sommato. Dicevo Cicognara, ecco, Cicognara è uno dei vanti della nostra mostra dell'Venezia nell'età di Canova, perché l'abbiamo messo a fuoco, ne abbiamo trattato la figura, abbiamo addirittura esposto 2 dipinti, perché Cicognara è stato anche per breve tempo pittore, e abbiamo soprattutto messo in luce il tessuto culturale che Cicognara è venuto elaborando e costruendo negli anni in cui ha avuto il ruolo che ha avuto, cioè presidente, ed è stato il vero e proprio arbitro della vita artistica e culturale di Venezia, con una libertà di giudizio e una capacità di sopravvivere anche ai rovesci di fortuna, non ultimi gli scontri ripetuti con Napoleone e poi con i governi successivi austriaci, fino, ripeto, alla rottura e al suo abbandono del ruolo di presidente dell'Accademia. Il presidente dell'Accademia di Belle Arti. La mostra ha, sotto questo punto di vista, non è che fosse sconosciuto a Cicognara, c'è stato un saggio importante, per esempio, di Franco Barbieri sulla estetica, sulla filosofia estetica di Cicognara, però il ruolo giocato da Cicognara, devo dire che è stato, sotto molti punti di vista, rilanciato e riproposto proprio dalla nostra mostra del Correr. Altri meriti che la mostra può vantare è la messa a fuoco delle problematiche architettoniche e urbanistiche, come prima vi dicevo. Qualche mese prima a Milano Patetta aveva realizzato una mostra sull'architettura e l'urbanistica degli anni napoleonici che si chiamava L'idea della magnificenza civile. Una mostra non grandissima ma molto importante, perché mostrava le elaborazioni neoclassiche, le elaborazioni napoleoniche in questo senso, napoleoniche per Milano, che era, ricordo, la capitale del Regno d'Italia. L'operazione che abbiamo fatto qua si è estesa ulteriormente, perché ha messo a fuoco proprio tutta una serie di interventi effettuati, di interventi progettati ma non realizzati, soprattutto facenti capo proprio a Gian Antonio Selva, il quale Gian Antonio Selva era stato mobilitato ad essere presidente della commissione per l'ornato, ma ad essere anche l'autore o il direttore dei grandi interventi napoleonici, salvo quelli all'Arsenale, perché di quelli all'Arsenale il mondo napoleonico non si fidava degli ingegneri locali, e quindi intervennero nella progettazione della Porta Nuova e di altre strutture dentro l'Arsenale, intervennero ingegneri francesi, come abbiamo appurato
soprattutto Ennio Concina e anche il sottoscritto, lavorando negli archivi parigini e individuando le varie responsabilità anche per questo settore. Anche da questo punto di vista ci sono stati poi, dopo quella mostra, molti interventi e approfondimenti, ricerche e studi, per cui devo dire che anche sotto questo profilo la mostra non è stata una macchina celibe, cioè ha prodotto poi molti studi, molte indagini, molte analisi anche da parte di persone qui presenti, e quindi l'Ottocento veneziano, dall'essere rimosso come una pecca nella storia della città, è diventato invece uno snodo indispensabile per capirne la struttura e le evoluzioni successive. Volevo un'altra cosa mettere in luce, che voi direte che lo ripeto da tanti anni, e comunque lo faccio di nuovo, e cioè il ruolo di Napoleone rispetto a una stagione. Fra l'altro Canova, come sappiamo, incontra Napoleone un paio di volte, in due occasioni, quando Napoleone, primo console, il Papa e il segretario di Stato costringono praticamente Canova ad andare a Roma per fare il ritratto del primo console, che poi è quel ritratto che è rimasto canonico per tutta la iconografia napoleonica. E poi torna nel 1810 per fare il ritratto della nuova imperatrice dopo il divorzio di Napoleone da Joséphine nel febbraio dell'810. E Canova ha l'occasione di scambiare delle interessantissime battute con Napoleone, con il quale entra in qualche modo in un rapporto di familiarità. Tanto è vero che Napoleone lo riceve seduto a pranzo, Canova gli porta il modello, prima in creta poi in gesso, del ritratto dell'imperatrice, no? Di Maria Luisa, e gli chiede di alzarsi perché Napoleone è seduto, sta mangiando, e Napoleone dice vabbè, mi alzerò, e si alza e abbandona il cibo e va a discutere, no? Sulla qualità o meno del ritratto. Ma in quelle battute, in quel racconto, in questo abbozzo di autobiografia, che poi è il confluire di due fonti, ma due fonti vicinissime, cioè gli scritti di Canova, gli appunti di Canova e gli appunti del fratellastro che era presente a questi incontri. E c'è una bozza, per così dire, indiretta di una politica del bene culturale e della necessità della tutela, oltre che della promozione del nuovo, che è lucidissima e chiarissima. Canova sollecita interventi di Napoleone, dà giudizi, chiede interventi, ottiene alcune rassicurazioni e naturalmente si crea un canale, un rapporto privilegiato che Canova sfrutta con decisione, con una libertà di intervento, togliendo la parola, cioè sovrapponendosi alle parole dell'imperatore, suggerendo interventi, lamentando le condizioni in cui è Roma, le condizioni in cui è Firenze. Dice che a Santa Croce comincia a piovere dentro, e fra l'altro Napoleone, curiosissimo della politica di beni culturali degli altri stati o di parti del suo stato, gli chiede: ma chi ha pagato a Santa Croce il monumento di Alfieri? E chi ha pagato E allora Canova gli spiega chi ha pagato. Poi gli chiede: ma quanto spendevano i veneziani per la tutela delle opere d'arte e per le nuove iniziative, per le nuove organizzazioni, le nuove realizzazioni? E Canova spiega, per cui si è creato un rapporto di fiducia tale, questo è incredibile, che Napoleone chiede: e chi è che a Roma potrebbe essere, che segue, uomo di fiducia, che segue i miei interventi nuovi e gli interventi di tutela? E Canova gli dà l'indicazione di chi secondo lui potrebbe essere il
il ministro per così dire, dei beni culturali. Canova, tra l'altro, è lui il vero e proprio direttore generale dei beni culturali degli Stati Pontifici, però gli suggerisce chi potrebbe essere. Napoleone chiede: ma voi avete buoni architetti dalle parti vostre? Avete dei buoni architetti di cui posso fidarmi? Gli chiede questo, di cui posso fidarmi? E Canova dice: io gli ho parlato del Solis, che è Soli poi, che ha salvato la piazza San Marco impedendo di costruire quella avancorpo, ed è l'avancorpo progettato da Antolini su un'idea tenacemente voluta da Eugenio Beauharnais, e che quindi ha salvato la integrità della piazza. E poi dice: gli ho parlato del Selva e di altri, per cui è stato in qualche modo il suggeritore di alcuni interventi. Ecco, per non annoiarvi ulteriormente, devo dire che queste... Come? Sì, perché dovresti chiudere, ma comunque concludi. Sì, grazie. Dico, comunque, è innegabile, anche se poi sono venuti altri interventi, altre iniziative che hanno ricalcato per certi versi, vorrei dire quasi come dei remake della mostra del 78, però quella lo ha scritto in maniera lucida un non storico dell'arte, ma uno storico di grande qualità come Mario Snenghi. Questa mostra è stata una svolta. Di questo abbiamo avuto percezione mano a mano che sono passati gli anni, e devo dire che anche quella ultima frase nell'orribile epitafio di Roberto Longhi l'abbiamo smentita in un certo senso, perché se voi lo ricordate l'epitafio conclude dicendo: e per un secolo per l'arte italiana è finita. E invece non è vero, perché per l'arte italiana le cose hanno continuato e a volte hanno avuto anche delle straordinarie opportunità. Bene. Grazie a Gian Domenico Romanelli, che con piacere vediamo che ha ripreso gli studi su Cicognara. Sua è la voce nel biografico degli italiani di moltissimi anni fa, e direi, solo per completare, ma tanto non c'era tempo, ma lui lo sa benissimo, l'altro grande merito di questa mostra è stata di aver inserito oggetti di arte decorativa, no? Quindi per quello anche noi ci abbiamo tenuto oggi a avere Rosa Barovian-Mentasti, che poi nel pomeriggio ci parlerà della situazione del vetro a Venezia nell'età di Canova. Ecco, adesso spostiamo il succedersi degli interventi, perché poi la dottoressa Paola Marini deve assentarsi per pochi minuti e quindi preferisce parlare subito, e così si aggancia all'argomento una grande mostra come quella del 78, parlando della mostra molto più recente del 2017 alle Gallerie dell'Accademia, che lei ha curato assieme a Fernando Mazzocca. E Paola Marini, anche lei ha bisogno di poche parole di presentazione, perché, come sapete, ha coronato la sua carriera, diciamo, di direttrice di musei veneti, dirigendo appunto negli ultimi anni il Museo delle Gallerie dell'Accademia, e rendendosi responsabile, diciamo, della grande trasformazione che c'è stata, per esempio, nell'esporre i gessi canoviani che adesso possiamo ammirare e che prima solo in parte erano visibili. Quindi il suo argomento è quello che ho detto, e adesso le lascio volentieri la parola. Come sapete, questa mattina c'è appunto la presentazione, l'inaugurazione del restauro del monumento a Canova ai Frari, e quindi lei si assenterà per pochi minuti per partecipare, visto che ha seguito anche questa attività. La sua attività di Paola Marini continua nella sorveglianza, nella collaborazione, nel controllo, diciamo, dei restauri che stanno avvenendo anche con contributi stranieri a Venezia, come in questo caso appunto.
ecco, sì, sì, perfetto. Allora, grazie a Nico Stringa, grazie dell'invito. Credo che posso definirmi una testimone canoviana. Negli anni ho guardato con interesse, curiosità e passione a chi lavorava veramente su Canova. Io non l'ho mai fatto e il mio ruolo è un ruolo di un funzionario, di un direttore di museo, più che di uno studioso specialista di questo argomento, e credo che vada detto. Ho avuto però la fortuna, avendo cominciato a lavorare a Bassano nel 1983, di aver veramente assistito allo straordinario impegno di Massimiliano Pavan, che qui vorrei veramente ricordare, a cui si deve l'istituzione dell'edizione nazionale, aver, come dire, accolto tante volte Hugh Honor che arrivava a Bassano, averlo affiancato nella prima pubblicazione, quindi non tutte memorie e testimonianze, che aver poi potuto seguire poco nei miei anni veronesi la grande stagione dell'Istituto di studi sul neoclassicismo che ha contraddistinto Bassano, ma voler poi adesso, forse con un poco più di tempo, applicarmi anche a collaborare all'edizione nazionale di cui Giuseppe Pavanello vi ha parlato questa mattina, che è veramente un importantissimo momento. Dunque, infatti la dottoressa Palomarini curerà il volume dell'edizione nazionale relativo alle lettere del 1815, ecco. Un anno che, come sapete, un anno sacro. E devo cominciare a lavorare. Inoltre ancora stamattina, sapete che mi occupo dell'Associazione dei Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia, e mantenendo una speciale relazione con Canova, gli inglesi, la stessa relazione che dimostrarono aiutandolo nel recupero delle opere sottratte dai francesi, gli inglesi di Venice Imperial inaugurano stamattina, e voglio essere assolutamente presente, ma voglio essere anche qua. Quindi, introducendo il catalogo dedicato alla mostra di cui andiamo a ragionare, il ministro Dario Franceschini ricordava come le gallerie dell'Accademia siano il terzo museo di origine napoleonica in Italia dopo la Pinacoteca di Bologna, che non a caso ha dedicato quest'anno una bella esposizione all'argomento. Indicava come la ricorrenza del bicentenario della sua apertura al pubblico, avvenuta il 10 agosto 1817, si caricasse di un particolare rilievo e significato nel nuovo corso dell'autonomia assegnata al museo dalla riforma del 2014 promossa dallo stesso ministro. Una sorta di rifondazione della rifondazione, insomma, che valorizzasse, accanto alla continuità attenzione nei confronti del passato da tutelare, inteso come scuola veneziana e patrimonio artistico cittadino, anche la propulsione al futuro, con particolare attenzione alla produzione artistica contemporanea, al ruolo del museo nella città e oggi all'attenzione nei confronti delle diverse tipologie di pubblica, secondo le linee di politica culturale in buona parte delineate dallo stesso Cicognara nel discorso programmatico con cui si insediò nel 1808 alla presidenza dell'istituzione veneziana. Fu con il comitato scientifico, il consiglio di amministrazione e i conservatori, in particolare Giulio Manieri Elia, attuale direttore, Roberta Battaglia, che scegliemmo proprio di rievocare quel momento per celebrare i 200 anni dell'apertura al pubblico della Pinacoteca. La mostra, svoltasi da settembre del 2017 all'aprile 18, fu curata da Fernando Mozzocca e Roberto De Feo con me, e si è avvalsa della collaborazione di Elena Catra, di Valeria Poletto, Francesco Leone, Enrico Noè, oltre agli autori del saggio nel catalogo che ha visto l'inedito abbinamento tra Marsilio ed Electa, Marina Manfredi, Giulio Manieri Elia, Roberta Battaglia, Anna Pizzati, Antonella Bellin, Elena Catra, Isabella Collavizza e gli stessi curatori.
organizzata in collaborazione con Civitate Venezia, dove vanno ricordati almeno Stefano Karacioff, Silvia Carrere e Carlotta Sapori, che si è applicata al difficile ottenimento dei prestiti, per quanto tanto meno numerosi, della mostra del 78, è stata allestita dallo studio Gris Dainese negli spazi del Complesso della Carità, utilizzati sino al 2004 dall'Accademia di Belle Arti, restaurati da Tobia Scarpa, estendendosi però, e di questo parlerò infine, dagli spazi espositivi temporanei alla rinnovata ala palladiana che era stata aperta pochi mesi prima, nel gennaio del 2016, e al percorso museale permanente al primo piano, secondo un mio esperimento che credo non abbia avuto grande riscontro e a cui però molto tenevo. Naturalmente siamo stati enormemente facilitati in questo lavoro dalla monumentale, memorabile, fondamentale mostra del 78 e dai grandi studi che si erano susseguiti negli ultimi decenni, tanto che decidemmo di concentrarsi proprio sul breve lasso di tempo tra il ritorno delle opere d'arte requisite dai francesi e recuperate dai Canova e la morte dello scultore, e di concentrarci sui principali attori della vicenda, il presidente Leopoldo Cicognara, Antonio Canova e Francesco Aiez. Qui vedete una fase dell'inaugurazione particolarmente diciamo intrigante, lo sguardo di Cesare De Michelis e anche quello dell'assessore Corazzari. Ad aprire quindi la riflessione che secondo me va fatta è proprio tra il passaggio di una mostra densissima come quella del 78 e una mostra diciamo estremamente più lieve, vogliamo dire, che appoggia però su quegli studi e che intende rivolgersi a pubblici allargati senza perdere il rigore della, diciamo, del contenuto, però pensando di avere anche una responsabilità nei confronti di una maggiore accessibilità di un pubblico più largo. Ad aprire il percorso era proprio il rientro delle opere a Venezia, a partire dai cavalli di San Marco, che a Parigi erano stati collocati sulla sommità dell'Arc du Carrousel, dal leone, emblema della città, che dalla colonna di Piazza San Marco era finito al centro della fontana dell'Hôtel des Invalides, e dal leggendario Giove Egioco, considerato allora un capolavoro inestimabile, lasciato alla città nel 1795 dall'ambasciatore Girolamo Zulian. Queste restituzioni non avvennero senza polemiche e incidenti. Si pensi alla folla che a Parigi si accalcò minacciosa durante la delicata movimentazione dei cavalli realizzata da esperti tecnici austriaci, e al fatto che il leone si ruppe in 4 pezzi durante la rimozione. Ma come documentato dalle stampe e dai dipinti esposti, veramente straordinario fu il coinvolgimento della popolazione. Accorse il 13 dicembre 1815 in piazza San Marco per la cerimonia solenne organizzata sontuosamente dal neogoverno austriaco sotto la direzione di Giuseppe Borsato e Lorenzo Santi, della ricollocazione sul proneo della Basilica della Quadriga, alla presenza dell'imperatore d'Austria Francesco I, del cancelliere Metternich, del governatore Conte di Goes e delle principali autorità. Il dipinto di Vincenzo Chilone, di collezione privata, già presente come la maggior parte dei materiali, ha parlato di remake, giustamente, Nico Romanelli, alla mostra Venezia nell'età di Canova, è la testimonianza più nota della grandiosa cerimonia. Del resto sappiamo che il recupero dei beni sottratti suscitò un simile entusiasmo e impresse analogo impulso all'apprezzamento delle opere temporaneamente perdute e, come conseguenza, alla creazione dei musei anche in numerosi altri contesti, come abbiamo verificato ad esempio nella mostra alle Scuderie del Quirinale curata nel 2016-2017 da Walter Curzi. Il ritorno dei cavalli
non mancò di riaccendere il dibattito sulla loro origine, dibattito a cui partecipò anche Cicognara, esprimendosi a favore della tesi romana, ed è stato evocato in mostra da un gesso delle collezioni del museo fatto da Luisa Guire, restaurato ed esposto insieme ad alcuni altri, il gladiatore morente dei Musei Capitolini, il Marte sedente Ludovisi, il Centauro vecchio Borghese, per richiamare la dotazione dei materiali di studio di cui, sotto il coordinamento del docente di scultura Angelo Pizzi, andava arricchendosi l'Accademia, dove questi materiali erano collocati nelle 2 sale delle statue ricavate nell'ex Chiesa della Carità e poi, per essere poi a partire dall'Ottocento, negletti a lungo dispersi anche a favore della Gipsoteca di Possagno. In parte tali gessi erano giunti grazie a donazioni internazionali dovute alle relazioni del Presidente, come la metopa raffigurante un centauro che rapisce un lapita, calco dei marmi del Partenone inviati dal principe reggente di Gran Bretagna. In parte questi pervennero nel 1809 per acquisto del governo austriaco dalla raccolta di Filippo Farsetti, intensamente frequentata dallo stesso Canova, e sono proprio di quella provenienza i 3 gessi restaurati nell'occasione e ora almeno a memoria, diciamo, di una presenza che fu molto più numerosa. Se la presenza, e poi per finire questa sezione un po' fuori abbiamo qui il bel prestito del Giove e Gioco. Se la presenza di Canova è una condicio sine qua non che accompagnava tutta la narrazione, ciò che emergeva era appunto la figura di Leopoldo Cicognara e degli allievi dell'Accademia rappresentati da Hayez e da altri. Il conte ferrarese riuscì a coinvolgere l'amico scultore nel suo ambizioso programma di un rilancio di Venezia che consistesse insieme nella valorizzazione del suo glorioso passato e, come si è detto, nell'incoraggiamento di una produzione artistica contemporanea all'altezza della sua splendida eredità. L'impegno didattico nella formazione degli allievi, inviati a Roma a perfezionarsi tramite l'istituzionalizzazione nelle 3 accademie nazionali riformate del pensionato artistico, trovava concreto appoggio in Canova, responsabile dell'Accademia d'Italia che aveva sede nel palazzo, già sede diplomatica della Serenissima, e che li accoglieva nel proprio studio, soprintendendo di fatto alla creazione di un linguaggio artistico di levatura e identificazione nazionale che superasse le scuole regionali italiane, antagoniste dello slancio unitario e accentratore della visione napoleonica, e favorendo un rapporto privilegiato con gli stranieri che affollavano Roma. Il rapporto tra Cicognara e Canova, nutrito da uno scambio di lettere quasi giornaliero tra il 1810 e il 22, trovava un suo manifesto proprio nel ritratto della famiglia Cicognara di Francesco Hayez, che era contornato da molti materiali di riferimento evocativi della particolare congiuntura di quel 1816-17 in cui venne eseguito. Ambizioso come un quadro storico, l'ha definito Fernando Mazzocca, e di grandissimo rilievo non solo nel percorso del suo autore, ma anche per l'iconografia canoviana di cui rappresenta uno dei vertici. Accanto alle fabbriche più cospicue di Venezia, misurate, illustrate e intagliate dai membri della Real Veneta Accademia di Belle Arti, uscite tra il 15 e il 20, fondamentale importanza aveva in mostra la storia della scultura dal suo risorgimento in Italia al secolo di Napoleone. Naturalmente dietro tutto questo ci sono storie profondissime e esaminate da tanti studi per servire alla continuazione delle opere di Winkelmann e d'Agincourt, pubblicate a Venezia tra 1813 e 18, e di cui nel 2007 il Benemerito Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo ha fornito una preziosa edizione anastatica. Il modello storiografico dell'opera implicava l'abbandono dell'impostazione vasariana delle vite a favore di una storia degli stili ed era fondato sullo studio delle fonti, sull'analisi dettagliatissima delle opere esaminate personalmente e sul confronto di esse secondo i metodi della connoisseurship. Sviluppata con la collaborazione di Giuseppe Nadi e di Pietro Giordani
Cioè è sempre più forte questa triangolazione accademica, Venezia, Bologna, Roma, e di Pietro Giordani, veniva sottoposta nel suo farsi allo stesso Canova e si avvaleva delle illustrazioni che facevano parte integrante del progetto di una nutrita schiera di giovani disegnatori incisori, tra cui Hayez, Baruffaldi, Rinaldi, Demin, Minardi. Altro aspetto caratterizzante e innovativo dell'impresa era la considerazione della scultura all'interno del suo contesto storico e artistico, secondo un progetto da Kulturgeschichte. Canova rappresentava il vertice del lungo cammino di un'arte vista con orgoglio patriottico come linguaggio identitario e gloria di una nazione ancora politicamente divisa. I costi sostenuti da Cicognara per la realizzazione della storia, lo sappiamo, infersero un duro colpo, le sue finanze furono tra le cause principali della forzata vendita della sua preziosissima raccolta di libri d'arte ed antichità alla Biblioteca Vaticana. Sempre nella prima sala entrava in scena il terzo protagonista della rassegna, Francesco Hayez, a cui era stata affidata l'impresa di far risorgere agli antichi splendori la pittura italiana, così come Canova era riuscito a fare per la scultura. Se il ritratto della famiglia Cicognara sarà l'ultima opera eseguita a Roma, culmine di un percorso iniziato 7 anni prima e segnato da tappe lusinghiere che comprendono tra l'altro gli affreschi delle lunette nella Galleria Chiaramonti del braccio nuovo dei Musei Vaticani, che non furono del tutto apprezzati dal committente, affreschi aprivano anche la sequenza veneziana, come le 14 lunette realizzate tra 1818 e 19 nelle sale a pianterreno di Palazzo Ducale, destinate a ospitare gli uffici della Borsa e della Camera di Commercio, ottenute anche con l'appoggio di Cicognara. Una piccola ma densa sezione quindi c'era con il ritratto e con l'album Cicognara, che conteneva anche disegni di Hayez e alcune delle lunette, questa prima introduzione di Francesco Hayez. A questo punto seguiva una piccola sezione dedicata alle acquisizioni a fini didattici della raccolta di disegni, di cui fanno parte i notissimi disegni di Leonardo delle Gallerie dell'Accademia, che apparteneva a Giuseppe Bossi, segretario dell'Accademia di Brera dal 1801 al 1807, scomparso ad appena 38 anni nel 1815 e che era stata acquistata dal governo austriaco nel 1822 tramite l'abate Luigi Celotti a seguito delle sollecitazioni di Cicognara, che non mancava mai di sottolineare la disparità di dotazione tra le due accademie e quanti capolavori pittorici veneziani fossero rimasti a Milano e quanto anche l'Accademia di Venezia fosse priva di materiali didattici che riguardavano il disegno. Ma sicuramente un busto di Giuseppe Bossi a ricordare questa sezione, ma sicuramente la stanza centrale era dedicata all'omaggio delle province venete, che è stato seguito in prima persona da Roberto De Feo, a cui era dedicata la sala centrale. Uno straordinario insieme di opere d'arte contemporanee accompagnate da catalogo a stampa, ce lo ricordava bene Nico Stringa, con cui Cicognara era riuscito a convertire una parte del tributo richiesto alle province venete in occasione delle nozze di Francesco I d'Austria, che qui vediamo, con Carolina Augusta di Baviera nel 1817. Le opere d'arte e di artigianato, molte delle quali realizzate da allievi dell'Accademia, destinate agli appartamenti della nuova imperatrice in cui furono effettivamente collocate
come testimoniavano vari e gustosi documenti in mostra, erano state ben accolte anche grazie al fatto che contornavano, qui abbiamo un visitatore illustre, James Ivory, supero rapidamente questa cosa, erano state ben accolte anche grazie al fatto che contornavano una grande scultura di Canova, la Polimnia seduta, ottenuta in prestito dall'Hofburg di Vienna. La statua, i dipinti di soggetto biblico, le vedute veneziane con presenze imperiali, le sculture mitologiche, i vasi, le aree, i lavori di medaglistico, oreficeria e legatura, un tavolo con vetri veneziani a imitare le gemme, realizzato dal muranese Benedetto Barbaria, smalti e bronzi disegnato da Giuseppe Borsato, raccolti largamente nella nostra mostra dai vari eredi della famiglia imperiali, erano stati esposti, come sappiamo, nella sala grande dell'Accademia davanti all'Assunta di Tiziano, prima di essere accompagnati a Vienna dallo stesso Cicognara, che non riportò tuttavia il riscontro auspicato. La scultura canoviana, sappiamo, era nata come ritratto divinizzato di Elisa Baciocchi, la sorella di Napoleone, rappresentata come musa della storia. Dopo la caduta di Napoleone era stata ceduta al conte Cesare Bianchetti di Bologna, che volentieri fece un passo indietro per consentire alla scultura di essere, come dire, la leader dell'omaggio. La grazia del volto, l'eleganza della posa, lo straordinario virtuosismo nella resa delle vesti, particolarmente evidente al retro, mi dispiace di non aver trovato nella velocità una foto della parte posteriore della scultura, suscitarono generale ammirazione, aumentata dalla possibilità di far ruotare la statua su un bilico girevole che, come diceva Cicognara, all'appressarsi del dito mignolo d'una donzella produce un effetto meraviglioso. Aiez, che si trovava ancora a Roma, fu chiamato da Cicognara insieme a Demin per realizzare con Lattanzio Querene e Liberal Cozzi una serie di quadri di soggetto biblico contenenti episodi edificanti di buon governo. A Giuseppe Borsato, direttore della cattedra di Odornato all'Accademia e scenografo ufficiale della Fenice, e al più giovane bassanese Roberto Roberti vennero affidate 4 vedute prospettiche con l'esplicita volontà di rilanciare un genere che aveva costituito un vanto della scuola pittorica veneziana nel secolo precedente. Ma si arrivava al dettaglio che anche le cornici intagliate degli 8 dipinti dovevano dimostrare le capacità dell'artigianato veneziano contrapponendosi ad altri generi di cornici. I soggetti scelti da Cicognara per i gruppi scultori dovevano sottolineare la temperanza dei sovrani nella generosa e prudente educazione dei giovani, in grado di radicare i sentimenti più alti come l'amor di patria. Penso che devo un po' abbreviare, però insomma opere di Rinaldo Rinaldi, Angelo Pizzi, Bartolomeo Ferrari e i 2 monumentali vasi marmorei di Luigi Zandomenichi e Giuseppe Fabris, ispirati al celebre vaso borghese, furono decorate con i bassorilievi i cui soggetti, scelti su suggerimento di Canova, rappresentano nozze famose dell'antichità, le nozze Altobrandini e le nozze di Alessandro e Rossane. Così come quanto alle aree, nella collezione Liechtenstein di Vienna, a Bartolomeo Ferrari ne spetta una con fauni ed a Antonio Bosa una con baccanti. E abbiamo qui un'immagine del piano, del tavolo. Insomma, in tempi che si sono fatti sempre più difficili, abbiamo parlato nelle mostre del passato, queste mostre di quest'anno saranno delle mostre di gessi canoviani più che di marmi, così anche la raccolta, però con la funzione di riaccendere il valore e l'attenzione proprio su questo tipo di materiali. Così anche nel 17 non è stato facile raccogliere un numero pur così più limitato dei pezzi. Cercherò di essere più rapidi e ricordare che una sezione ricordava il soggiorno veneziano di Lord Byron tra la fine del XVI e la fine del XIX
soggiorno che lasciò un segno profondo nel cuore e nell'opera dello scrittore, ma anche nella percezione stessa della città, e ricordava la fascinazione per l'Elena di Canova, la più bella delle teste ideali da lui realizzate, nonché le regine dei salotti intellettuali del tempo, Giustina Renier Michiele e Isabella Teotocchi Albrizzi, il cui catalogo illustrato delle opere dello scultore, pubblicato nel 1809 più volte riedito, costituì un formidabile strumento per la conoscenza e la popolarità dello scultore. Misok ce ne parlerà oggi. La stretta relazione, qui ancora immagini della sezione di Byron, la stretta relazione tra maestri rappresentati nella quinta sezione da Teodoro Matteini, Angelo Pizzi, e allievi sotto la regia a distanza ma strettissima di Cicognara, Giordani e Canova, produceva l'auspicato scambio fertilissimo di cui danno testimonianza i rapidi progressi compiuti ad esempio dai due primi pensionati dell'Accademia di Venezia, il veneziano Aiez e il bellunese Giovanni De Min, ai quali si era uniti a sue spese l'udinese Odorico Politi. Aiez si dimostrò in grado, unico tra gli italiani, di competere con l'avanguardia tra primitivismo e purismo rappresentata a Roma da Ingres, come dimostrano il Laocoonte, inviato nel 1812 a Brera per il concorso. Qua abbiamo le stesse opere nell'allestimento permanente del museo, e qui abbiamo invece appunto immagini del Laocoonte inviato a Brera nel 1812 per il concorso di pittura, e il Rinaldo Armida, capace di unire suggestioni canoviane, giorgionesche e tizianesche. La lettura di Canova come gloria nazionale, che riscatta attraverso l'eccellenza artistica le sofferenti rovine dell'Italia, ebbe la sua apoteosi nel monumento celebrativo dedicato al suo cuore in Santa Maria Gloriosa dei Frari, promosso sempre da Cicognara e concepito come la storia della scultura, come opera collettiva dei suoi allievi e collaboratori, ispirata agli studi compiuti da Canova per il monumento a Tiziano. Una fitta trama di rimandi lega memoria, operatività contemporanea, storia e mito, a partire dalle ricerche, dall'interpretazione, dalla glorificazione orchestrata dallo stesso presidente dell'Accademia, di cui vediamo a sinistra il dipinto di Borsato con l'orazione funebre di Canova tenuta davanti all'Assunta di Tiziano nella sala capitolare dell'Accademia, un mito destinato a protrarsi intatto per lunghi anni successivi. La mostra si chiudeva con un'ampia sezione, qui questa sezione appunto abbiamo il dettaglio delle opere, e il percorso si chiudeva con un'ampia sezione dedicata al trasferimento di Aiez da Venezia a Milano, avvenuto a ridosso della morte di Canova, rappresentandolo come il vero erede dello scultore, come creatore, giustamente, del romanticismo. Erano presenti capi d'opera come il Pietro Rossi, di cui ebbe a discutere con lo stesso Canova, illustrandogli la sua nuova ricerca, volta a superare le convenzioni neoclassiche, confrontandosi, oltre che con inedite fonti letterarie e grandi temi ispirati alla sua città di origine, con quella che il pittore definiva con termine significativo la verità dei grandi pittori veneti del Quattrocento, quei primitivi come Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, raccolti da Cicognara nella Pinacoteca appena allestita in Pinacoteca. Oppure non so se lo vediamo, non ce l'ho, il Filottete ferito da lui donato a Pelagio Palagi, dove il tema neoclassico era attualizzato in termini romantici grazie alle suggestioni giorgionesche e tizianesche. Dopo il tablino palladiano, in cui i gessi di Canova, come ho detto, su cui è stato fatto sulle basi del lavoro di Enrico Noè, di ricognizione, anche un lavoro di restauro e di esposizione, circondano la cattedra. Lasciatemi ancora una paginetta disegnata da Giuseppe Borsato per Leopoldo Cicognara sotto l'urna, che a lungo ha contenuto la sua mano. Partiva una sezione a cui sono particolarmente affezionata e che ha avuto pochissimo seguito. Veniva esposto il convito in casa del fariseo di Charles Lebrun,
a introduzione di un appendice che si snodava lungo il percorso museale, forse meno vistoso, una sorta di ipertesto nella storia del museo. La grande tela del pittore francese, pur appartenendo alle gallerie dell'Accademia, dall'inizio del Novecento non era stata praticamente mai esposto, sia per il suo difficoltoso inserimento in una sequenza strettamente focalizzata sull'arte veneta, sia per il disagio derivante dall'essere stata inviata come sostituzione impari delle nozze di Cana di Paolo Veronese. Il dipinto, in attesa di un restauro tuttora, si segnala tuttavia per la sua qualità e per la rappresentatività del dettato classicista, capace di rispondere almeno in parte al tempo dello scambio, al gusto di Canova. L'invito era poi ad alzare lo sguardo ai monumenti, alle targhe celebrative che ricordano nelle stesse stanze i professori dell'Accademia, Gianni Antonio Selva, Teodoro Matteini, Angelo Pizzi, Tranquillo Orsi e il segretario accademico Antonio Diedo. Quello che volevamo far capire è che il luogo stesso era esposizione di se stesso. Al piano superiore la sala capitolare della Scuola della Carità, trasformata nella Sala delle Pubbliche Funzioni, presentava un dispositivo digitale realizzato con la professoressa Piva dell'Università Ca' Foscari, che permetteva di visitare virtualmente la sala nel suo primo allestimento ricavato dal dipinto di Giuseppe Borsato che abbiamo visto prima con la commemorazione di Canova. Della celebre pala che stette qui per un secolo non si riuscì a rimontare la cornice, tentammo anche quello ancora esistente, così come per rispettare i limiti cronologici del ragionamento non avevamo trattato l'interessante tema del Pantheon della pittura veneziana, strettamente collegato al procedere delle ricerche sull'arte veneta e gli elogi accademici, inserito nelle lunette della sala capitolare solo alla metà dell'Ottocento. Più avanti, lungo il percorso, si poteva incontrare il dialogo tra la Madonna dei Cherubini Rossi di Giovanni Bellini delle Gallerie dell'Accademia e la Madonna dei Cherubini di Andrea Mantegna, appartenente alla Pinacoteca di Brera, ma proveniente dalla chiesa veneziana di Santa Maria Maggiore, a ricordare con una rappresentanza unica ma emblematica le decine di opere d'arte che da Venezia furono inviate a Milano e, come più volte lamentato da Cicognara, non vi hanno più fatto ritorno. Nella sala dell'albergo, invece, davanti alla presentazione della Vergine al Tempio di Tiziano, il visitatore trovava esposti alcuni disegni prestati dall'Accademia di Brera, tratti da quel dipinto da Francesco Hayez, che lo amava particolarmente, a rendere evidente il valore eminentemente didattico che al tempo aveva la collezione museale. Era poi invitato a prestare attenzione all'unico ambiente superstite dell'aspetto ottocentesco, il cosiddetto vestibolo neoclassico, che introduceva la prima sala della scultura. Infine, nell'ultimo corridoio, ma qui ho concluso veramente, venivano segnalate con un'apposita segnaletica, per l'appunto, alcune delle grandi tele di cui Canova era riuscito a ottenere la restituzione. Ecco, mi ha fatto piacere poter ricostruire questo percorso con voi e dire che in questo lento però inesorabile riallestimento delle gallerie dell'Accademia, che non rispetta certo i nostri tempi, questo tipo di ricerche e questa lunga serie di studi che è stata aperta dalla mostra del 78 ha prodotto sicuramente un risultato, credo, tangibile. Grazie. Grazie a Paola Marini per questa ottima e utilissima ricostruzione e riflessione sulla grande mostra che hanno organizzato, che in effetti è stata una mostra di opere, no, ma anche di contesto, anche quella ma a un livello molto elevato. Hanno avuto dei marmi, hanno potuto mettere assieme molti aspetti dell'età di Canova. Bene, adesso do la parola alla professoressa Maria Grazia Messina, che ci parlerà del filo del Canova, le ragioni sottese di Giulio Carlo Argan, e quindi ci parlerà, visto che è stata anche testimone, diciamo, e giovane studentessa universitaria, ha seguito
i corsi di Giulio Carlo Argan su Canova, che hanno creato una svolta negli studi canoviani di fine anni 60, e ci parlerà quindi dell'interpretazione di Argan e del raccordo che Argan o sottintendeva, oppure anche intendeva più magari esplicitamente a volte, della svolta neoclassica con l'arte contemporanea degli anni 60 e di quella a venire. Maria Grazia Messina, come sapete, è stata professoressa di storia dell'arte contemporanea in molte università italiane, e prima di concludere la sua attività nell'Università di Firenze ha insegnato anche parecchi anni qui all'Università Ca' Foscari. Adesso la ringraziamo per aver accettato di parlare di questo argomento, anche perché così anche per lei sono gli anni, cioè può fare una riflessione così autobiografica, e non solo di quello che ha sentito da Argan, ma di quello che lei ha scritto nei primi anni 70, 2 saggi molto importanti su Canova, il suo metodo e i rapporti, appunto, sempre anche lei intendendo una proiezione verso l'attualità. Poi saprete, immagino, che ha pubblicato moltissimo su molti argomenti, però se non avete ancora letto il suo libro Le muse d'oltremare, è in Audi, se lo trovate, oppure in biblioteca, leggete questo libro, perché chi non l'ha letto è fortunato, secondo me, perché si passa 3 giorni dei più belli della sua vita, se è interessato alla storia dell'arte e a come uno studioso non francese può ricostruire la vicenda dell'esotismo e del primitivismo di Gauguin, eccetera, tra fine 800 e primi 900, una cosa straordinaria di un'analisi, una sintesi, ma anche di un'interpretazione che ha fatto sì che questo libro è rimasto una delle sue cose principali, ma ce ne sono molte altre. Volevo consigliarvi di leggere questo, ma adesso gli diamo la parola e sentiamo cosa ci dirà appunto di questa sua esperienza e dell'interpretazione di Argan del gruppo del Daedalo Icaro. Grazie. Grazie moltissimo a Nico per avermi invitato, avermi coinvolto qui a Venezia. È sempre un grandissimo piacere tornare qui a Venezia e poi forse a distanza ormai diciamo di 50 anni chiudere un po' il cerchio e riprendere una riflessione su Canova. Io ero già il secondo anno che frequentavo le lezioni di Argan, l'anno 68-69, quando lui inizia il corso proprio con il Daedalo Icaro, e su questo voglio appuntarmi, sapendo che col tempo sono venuti fuori anche tanti retroscena di questo interesse, e quindi vorrei un po' portarveli in primo piano. Allora, l'intento di questa mia chiacchierata di oggi è quello di giocare la lettura che ormai è stranota, assodata, che Argan porge del Daedalo Icaro nel suo saggio del 1969, Il filo del Canova, contenuto in questa raccolta Momenti del Marmo, con le immediate fonti bibliografiche di Argan, cioè i testi di riferimento di Argan all'epoca, ma insieme giocare questa sua riflessione con le fonti storiche utili a situare Canova nella Venezia dello scorcio del decennio anni 70 del Settecento, quando Canova lavora al gruppo scultoreo. Sul Daedalo Icaro, nel suo contesto di produzione, i precedenti della formazione di Canova, il ruolo della committenza, eccetera, eccetera, sappiamo davvero più o meno tutto a questo punto, grazie al continuativo lavoro sicuramente di Giuseppe Pavanello, ma ai suggerimenti anche di altri studiosi come il collega Missoc, che proprio nel 2007 qui a Venezia ha tenuto un'importante lezione conferenza su questo gruppo scultoreo. Però mi è sembrato utile rivedere il testo di Argan proprio per approfondire, avere un'ulteriore riflessione su alcuni temi riguardo alla produzione e alla ricezione immediata dell'opera. Allora, primo punto. Sappiamo che Daedalo Icaro è letto da Argan come un manifesto operativo, in base al ravvisamento, è evidente nell'opera, di una specifica poetica, termine caro ad Argan, o intenzionalità, che ora si manifesta lampante per la prima volta nel lavoro dell'artista.
Per Argan, poetica è qualcosa, e qui cito, che esiste allo stato attivo nell'opera d'arte, ma emerge soltanto attraverso l'analisi critica diretta, presentandosi come la struttura o il fattore genetico e funzionale dell'opera stessa. Quindi, prima cosa che vorrei sottolineare proprio per esperienza diretta del Magistero di Argan, la lettura di Argan non è assolutamente astratta, non è teoretica, non è a prioristicamente ideologica, come tante volte gli è stato imputato, ma muoveva da una lettura in dettaglio dell'opera. Forte della formazione puro visibilista che egli aveva avuto, Argan, da Riegl a Panofsky, fino al più o meno recente caso di Rudolf Zeitler del bellissimo classicismo Utopia, anche in questo caso Argan, nel caso della lettura del Dedalo Icaro, è partito da una disamina dettagliata, al limite dell'acribia visiva, della forma, della struttura, della ratio compositiva dell'opera. Le analisi di Argan procedono per induzione, secondo una sorta di processualità down-up, dall'oggetto all'idea e non il contrario. Solo da una lettura circostanziata della singolarità dell'opera si traggono i principi che ci possono aiutare a penetrare nella sua struttura. Nel caso di Canova, alla data 1778-79, quando lavora questo gruppo, quale può essere stata allora questa poetica, questa intenzionalità nel fare arte? È la domanda che si pone Argan. Si tratta per Argan di muovere da una natura selezionata e da modelli storici, vagliati e discriminati, al fine di un progetto di messa in rappresentazione e comunicazione di nuovi contenuti che siano agenti, cioè contenuti che siano valori estetici tali da poter valere come modelli di comportamento, prima di tutto per il fare stesso degli artisti. Un progetto d'arte che si faccia quindi progetto e modello di vita. In questa lettura Argan, possiamo ben vederlo sulla base anche delle nostre preparazioni riguardo alla cultura neoclassica, Argan è pienamente in linea con la trattatistica coeva Canova. Basti pensare alla teoria generale delle belle arti del tedesco Johann Sulzer del 1774, molto presto tradotto già in francese e accessibile già all'epoca della formazione di Canova. Il valore proprio etico e di formazione dell'opera d'arte. Andiamo ancora più a fondo però nella tesi di Argan. Il caso specifico del Dedalo Icaro manifesta una riflessione in atto sulla dialettica relativa al fare scultura a quella data e luogo a Venezia nel 1779. Anno cruciale perché ricordiamo che in quell'anno Canova è ammesso nei ranghi dell'Accademia quale suo membro, ma anche docente. Vale a dire che nell'opera si viene a manifestare l'antitesi fra la prassi, Dedalo, nelle diverse gradazioni da virtuosistica manualità artigianale fino a inventività tecnologica, e antitesi fra prassi e teoria, quello che nei quaderni di viaggio, che sono appena citati da Pavanello, Canova chiamerà pensiere, cioè progetto e ambizione a trascendere nel fare scultura i limiti finora esperiti nel linguaggio di questo genere artistico. L'insistenza sul pensiere nei quaderni giustifica l'attribuire adesso al Dedalo Icaro uno specifico forte valore di intenzionalità, quindi di poetica. L'arte, Canova questo vuol far vedere, può fare di più di quanto il primo artefice o scultore, cioè Dedalo, abbia mai fatto. Secondo Ovidio, nelle Metamorfosi a cui Canova attinge, Dedalo ignotas animum dimittit in artes naturamque novat, cioè Dedalo si applica ad arti ignote, nel questo espediente delle ali apposte al figlio, si applica ad arti ignote e rinnova la natura. Ma Canova avverte che lo scultore ora deve essere deputato ad altro, più,
non soltanto a rispettare, ma anche a trascendere il dato di natura o l'espediente tecnico. Quindi, in effetti, l'opera mette in scena la scultura al suo bivio processuale, un bivio ancora non risolto fra ideazione ed esecuzione. Una tesi che possiamo dire poi è stata accolta in maniera indiscussa anche dalla bibliografia successiva ad Argan. Ma Argan aveva la sua volta tratta da qualche suggestione a lui immediatamente precedente. Penso a un testo molto importante del storico dell'arte e del resto amico di Argan, Pierre Francastel, che nel 1963 aveva dedicato un'attenzione particolare all'estetica dell'illuminismo, l'esthétique des Lumières. E Francastel aveva proprio posto in luce questo bivio fra teoria e prassi, diciamo, come presupposto dell'intero tornante, dell'intera svolta che si attua con l'arte neoclassica. Da circa la metà del Settecento in poi la ricerca artistica, che muoveva dall'esperienza arcadica e rococò, sembrava potersi orientare ora nel senso di un'inedita esperienza della natura raggiunta per via sensibile, vediamo tanta pittura inglese del periodo, peraltro animata anche dalla filosofia sensistica britannica da Hume a Locke, quindi andare nella direzione di un naturalismo o invece in un'opposta direzione dell'immaginario. Vediamo poi gli esempi, non so, di un Fuseli e di un Blake, grandi contemporanei di Canova. Ma con l'irrompere della cultura dell'illuminismo, con la sua intenzionalità razionalistica e pragmatica, la pedagogia la vince su questo stesso gusto, o per il naturale o per il immaginifico, e si preferisce infine ricorrere a un codice noto, a un linguaggio da cui l'uomo di cultura trae inveteratamente i propri valori e i rispettivi termini di espressione figurativa. Si sceglie, cioè, il cosiddetto classico, fra virgolette. Era un linguaggio noto, condiviso, il ricorso all'antico, permette che i nuovi messaggi, le nuove comunicazioni che gli artisti vogliono trasmettere, perseguire, agiscano ora nel sociale con immediata efficacia. È quella scelta che farà David, per esempio, quando a Roma abbandona la sua formazione, fra virgolette, più barocca e ritorna invece proprio alle fonti dell'antico, segnatamente ai grandi modelli, per esempio, appena citati, dei Dioscori del Quirinale, attivi nel suo giuramento degli Orazi. Allora, ecco perché questo ritorno, che sarà ben presto imperante al classico, alla sua fenomenologia tipologica, diventerà poi così normativo, perché è un linguaggio comune, un linguaggio condiviso, e le opere risolte secondo questo linguaggio possono avere una maggiore normatività, efficacia ed incisività di messaggio. Ecco anche perché dall'originaria ipotesi di ricorrere l'ipotesi di ricorrere a due possibili temi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio per rispondere alla commissione che era stata data a Canova dal procuratore Pietro Vertorbisani per questo gruppo scultoreo, e i due possibili temi erano o la morte di Procri o il Dedalo Icaro. Per entrambi i temi Canova appronta due modelletti che adesso si sono persi. Ecco la ragione per cui infine si sceglie il secondo tema, cioè il Dedalo Icaro. Ha un motivo sentimentale patetico, quello della morte di Procri. Si preferisce, possiamo dire in una condivisione di intenti qui fra committente e artista, e si preferisce un tema, il Dedalo, fortemente esemplare, nel senso della didascalicità, dell'insegnamento etico. Cioè, qui viene fuori il motivo, si è detto ampiamente, della scelta della medietà, cioè dell'assaggio a tenersi al volo fra terra e cielo, senza discendere troppo o innalzarsi. Pena si trascura, si nega questa medietà, pena la caduta,
E questo tema per Pisani implicava da una parte il fascino che su di lui operava l'inventività tecnologica di Dedalo, come del resto ha dimostrato pienamente il collega Missock. Per Canova invece questo tema cominciava a profilare piuttosto la centralità del pensiero, nel senso di una riflessione sullo statuto, le risorse e i fini della propria disciplina artistica, del fare scultura. Cioè, con grande precocità, Canova pare prefigurare quanto sostanzierà l'intenzionalità del fare artistico nel corso della cultura neoclassica. Cioè, tutti gli artisti neoclassici in primis sono fortemente consapevoli della specificità dei propri procedimenti intrinseci, indipendentemente dal precetto di mimesis. Sia pittura che scultura, prima ancora che rappresentare, rapportarsi alla realtà, devono essere conseguenziali agli strumenti operativi, ai linguaggi, alle risorse linguistiche appunto di cui dispongono. E questo è assolutamente in linea, per fare un discorso di maggiore di contesto su cui si è insistito molto finora stamattina, con l'autonomia della disciplina, in generale dalla disciplina filosofica, l'autonomia dell'estetica, professata allora dal filosofo tedesco Baumgartner, e l'autonomia delle arti figurative sostenute proprio allora da Gottfried Lessing, autore del famoso trattato Il Laoconte. Allora, qual era il ruolo di questo pensiero nella trattatistica di cui allora disponeva Canova, nella sua formazione all'Accademia di Venezia? Questa è una domanda che sicuramente Argan si è posto, perché non era certamente un frequentatore di archivi e neanche a noi, diciamo, allievi immediati ci ha insegnato questo, però le fonti storiche fondamentali non poteva assolutamente prescinderne, proprio data la sua stessa formazione. Ritorno qui a quanto però ha detto molto in maniera sintetica ed efficace Pavanello, nell'ultimo volume che ha curato. Canova nei quaderni di viaggio parla molto di pensiero e lo chiarisce alla luce di 3 categorie. Il pensiero è costituito da novità, semplicità ed espressione, cioè queste 3 esigenze maturano un po', costituiscono il nucleo della progettualità del pensiero in arte. Per la novità, per quanto riguarda la novità, nella trattatistica contemporanea è importante quanto si poteva leggere certamente nel paragrafo dedicato all'invenzione nel saggio di Francesco Algarotti della pittura del 1762, dove l'artista, in questo paragrafo, non per niente è effigiato come qualcuno che spicca il volo grazie agli studi, ma soprattutto col produrre del suo. Algarotti, del resto, muoveva dal trattato dell'inglese Daniel Webb, An Inquiry into the Beauties of Painting del 1760, tradotto in francese nel 65 e che all'epoca era largamente presente nelle biblioteche veneziane, come la Pesaro o la Manin, quindi testi noti. Webb aveva insistito che la rarità delle grandi opere non dipende da carenza tecnica, ma dipende dalla povertà dell'invenzione e dall'odierno prevalere della maniera, cioè un lavorare alla seconda, dai pigoni senza invenzione. Per quanto riguarda gli altri attributi del pensiero, cioè per Canova, cioè la semplicità e l'espressione, queste si potevano raggiungere attraverso il ritorno, l'emulazione di un paradigma recepito allora come atemporale, quello dell'eccellenza della statuaria dei greci antichi. Questo era stato detto chiaramente da Winckelmann, ma Winckelmann aveva dato della parabola dell'arte greca un decorso temporalizzato, ne aveva relativizzato le diverse fasi, no? Inizio, piena maturità, decadenza. E invece per la trattatistica allora di maggior fortuna a Venezia, come Algarotti, Webb o l'Anton Maria Zanetti il Giovane, si postulava che ciò che Winckelmann considerava come la fase di vertice della scultura antica, la fase di Prassitele, di Fidia, fosse invece tout court un antico che si era fatto tutt'uno con la natura, un antico astratto dalla sua reale dimensione storica e divenuto nel suo statuto di primarietà
un solo effettivo modello di riferimento per un'arte che volesse avere come orizzonte il bello in quanto sinonimo del vero, appunto arte che deve formarti eticamente e quindi deve darti soprattutto la verità. Ben sappiamo come attenersi a questo modello dell'antico, archetipico diciamo, fosse il rovello del giovane Canova, fin da quando si cimenta con la copia dei gessi della galleria dell'abate Filippo Farsetti, e qui vediamo appunto questa opera del 775, i gladiatori derivati dai gladiatori della Tribuna degli Uffizi, di cui appunto Farsetti aveva il gesso, o quando, l'altro rovello che è evidente, quando alla data della messa in campo del Dedalo Icaro, il giovane Canova scalpita, diciamo letteralmente, per ottenere il denaro per potersi recare a Roma per vedere, cito, le opere greche e romane archetipe, cioè usa proprio questo termine, no? Nei trattati citati, cioè Algarotti, Webb, Zanetti, la tesi della semplicità ed espressione come attributi primari delle opere greche era una moneta corrente. Altrettanto corrente era che queste opere fossero un paradigma inevitabile, insomma, indiscusso. Questi trattati però non tutti centrati su un'esclusiva disamina della pittura, della storia della pittura e dei suoi procedimenti. È stato proprio Giuseppe Pavanello che per primo ha ricondotto la possibile attenzione di Canova alla voce scultura redatta nel 1760 dallo scultore francese Étienne Maurice Falconet per l'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert. Una voce tradotta in un epitome della trattatistica coeva, di ciò che più importante era nei trattati dell'epoca, epitome pubblicata proprio a Venezia nel 1773 da Francesco Grisellini, il dizionario delle arti e dei mestieri. E qui appunto Canova poteva aver trovato questa riflessione sulla scultura. Dati i suoi interessi specifici di scultore, più che probabile che gli potesse essere nota, data anche la sua frequentazione poi chiaramente degli ambienti dell'Accademia. Falconet aveva sottolineato nella statuaria greca la presenza di una delicatezza, vale a dire, cito sempre, un tenero, un morbido, una pieghevole. Siamo abbastanza lontani, no, da ciò che vi vedeva Winkelmann, per esempio. Un tenero morbido, una pieghevole mai più vista altrove, caratteristica che poi per esempio Daniel Webb avrebbe riassunto nel termine grazia, parlava soprattutto di grazia, ma una grazia un po' particolare, una grazia discreta, négligée nella traduzione francese, un'azione ingenua, come quella di una persona che non si senta osservata. E di quello che infine Anton Maria Zanetti, nel suo trattato della pittura veneziana del 71, descriveva come purità e leggiadria pellegrina. Da tale condivisa osservazione derivava l'assoluto primato nell'invenzione dell'espressione del sentimento. Per Falconet, il sublime della scultura è esprimere le forme dei corpi e unirvi il sentimento. Questo spiega anche l'indiscussa eccellenza del nudo. Questa tesi è ribadita da Algarotti, per il quale, senza la lingua degli affetti, è orba di vita l'opera più bella, è come senz'anima. Mentre per Webb i greci, cito sempre, erano addirittura prodigiosi nel restituire il carattere espresso dalla fisionomia di una testa. Per l'appunto, al momento del lavoro sul Dedalo Icaro, questa emergenza del sentimento sembra essere per Canova ancora tutta affidata alla questione delle teste d'espressione. E lo confermano fra l'altro, oltre alle derivazioni che sono state notate dai scultori di tradizione veneta, dai marinari o da pittori come Piazzetta, anche alcune interessanti notazioni di Canova, raccolte nel suo libricino di note quotidiane, redatto fra 77 e 79, proprio al momento del lavoro sul gruppo Dedalo Icaro, dove leggiamo dell'acquisto di raccolte incisorie di teste o di stampe da bassorilievi con putti del fiammingo Duquesnoy, fino a riportare come un memento per un possibile, probabile acquisto il titolo del celebre trattato cinquecentesco di Giovan Battista della Porta,
chiamata la vera fisionomia. Quindi siamo all'interno della ricerca relativa alle teste d'espressione. La testa di Icaro non è tanto la testa dell'ideale in questo momento di lavoro di Canova, non siamo ancora nella tipologia dell'ideale. Rientra invece in tutto in tale tradizione delle teste d'espressione. Per cui il famoso dilemma della scultura al bivio del Dedalo Icaro, così come poi l'ha presentato Argan, a mio parere, non è assolutamente fra reale e ideale. Canova, sappiamo, lavora ancora al momento nell'ambito del naturalismo, ma il bivio per Canova a questo momento è nel come agire la scultura. Cioè o attenersi a questa come pura pratica, come puro fare, appunto dalla competenza artigianale fino al virtuosismo, se vederla in questo modo o vederla invece come una sorta di operatività riflettuta che ha alla base appunto un pensiero. Anche il nudo adolescenziale di Icaro, che Mario Prats a suo tempo aveva definito come erotismo adolescente, sdoganando però Canova primo dall'accusa di glacialità, questo nudo non è tanto un nudo ideale, ma prefigura soltanto la sostanza di cui si costituirà nell'opera di Canova l'accezione stessa del bello ideale, cioè una fenomenologia tipologica dove l'ideale sia sensibilmente esperito e vissuto, sia l'antico attualizzato nel presente, il famoso fatto del divenire vera carne. Ma l'ideale cui si mira nel Dedalo Icaro è, diciamo, un ideale più generalistico e fondativo del bello tipologico, è l'ideale del pensiero, e in cui ora va riposto il valore della scultura, non più riposto nella perizia e virtuosismo operativi. In questo processo gioca un ruolo chiave un altro concetto cardine della riflessione arganiana, oltre a quello di poetica, e cioè il concetto di figura. Argan deve questo termine come origine alla Bildende Kunst di Lessing, cioè Lessing con Bildende Kunst aveva proprio importato il termine di arti figurative o visive. Nell'impiego che poi fa di questo termine nella sua riflessione sull'arte neoclassica, Argan presuppone tutta la linea di ricerca che va dalla riflessione sui simboli di Ernst Cassirer, filosofo tedesco, fino a Panofsky, che per Argan era veramente un faro continuamente citato a noi nel suo magistero, fino a Frank Castell, suo vicino e sodale, come vi ho detto. Quindi fino a una riflessione che va dal simbolismo, dalla filosofia dei simboli di Cassirer, fino allo strutturalismo francese, di cui Frank Castell all'epoca, a inizio anni 60, era già un esponente. Cioè, secondo Argan, i sistemi formali con cui una data cultura estrinseca a livello percettivo i propri contenuti si costituiscono in funzione dei contenuti stessi e viceversa, per cui sono le figure, le strutture della visione, la messa in forma figurativa dell'epistemologia di una cultura che agisce sugli orientamenti con cui questa cultura stessa si rapporta al reale, si interpreta e si colloca secondo i propri fini nel corso della processualità storica. Ecco perché per Argan le opere d'arte sono efficaci, sono agenti, non sono semplicemente un prodotto alla seconda della cultura di un'epoca, ma fanno, la costituiscono, la formano questa stessa cultura. Figura diviene allora il corrispettivo percettivo della poetica e la sua immagine estrinsecata ed intenzionalizzata. È il darsi nel presente, flagrante della percezione. E qui c'è un forte collegamento con Brandi, cioè lo stesso concetto, lo stesso valore che Cesare Brandi dava allora al valore di astanza, di presenza nella forma dell'opera, di un suo progetto, di una sua intenzionalità. Sappiamo un inciso, forse questo non sarebbe tanto il caso di registrarlo,
ma sappiamo il giudizio ancora più distruttivo, diciamo, di quello fin troppo sintetico e quasi banale di Longhi, ma il giudizio molto elaborato invece di Brandi su Canova, la superficie da PAC, no? Da glaciale delle opere canoviane. E sicuramente quando Argan nelle nostre aule in Sapienza parlava in questi termini del Dedalo Icaro, proprio frangendo questo PAC, diciamo, aveva presente Brandi che insegnava la cattedra seconda di arte moderna nelle aule adiacenti. Fra i due e fra gli allievi dei due c'era una competizione fortissima, e questo però riporta anche alla nobiltà di questi grandi maestri, perché pure se c'era questa competizione e questa rivalità conclamata, Brandi restava l'amico per eccellenza di Argan. Questo l'ha sempre detto e ricordato nelle interviste, e vivevano vicini e si facevano lunghe passeggiate al mattino arrampicandosi sul Gianicolo verso Monteverde discutendo delle loro cose. Quindi mi piace anche ricordare, avendo vissuto tante rivalità in chiave accademica, che le rivalità allora potevano essere anche vissute in termini diversi, a parte però quella chiaramente del fronte arganiano con fronte longhiano, ma questa lasciamola stare. Allora, scusate l'intermezzo. Allora, figura. Figura è un concetto chiave, e poi questa è la mia ultima riflessione, per capire il senso della presenza nel gruppo del Dedalo Icaro del famoso tondino di ferro, il filo che collega le due statue e nella cui consistenza tangibile Argan viene a condensare il senso stesso dell'opera, tanto da intitolare il suo saggio Il filo del Canova. Argan scrive letteralmente nel corso del suo saggio di spago o di funicella. Ha certamente in mente il filo di lino di cui aveva parlato Ovidio nelle Metamorfosi. Ma c'è un senso perché questo spago sia invece stato restituito dall'evidenza di un tondino di ferro. Un oggetto che infine Argan denomina come tale, come appunto filo metallico, solo alla fine del suo saggio. Cioè, se il Dedalo Icaro è un equivalente della scultura nel suo essere al bivio, fra adesione naturalistica oppure autoreferenzialità, il filo diviene allora emblematico tout court della scultura stessa, metonimicamente, cioè una parte per il tutto. Mi riferisco qui a quanto ne aveva scritto Falconet nella citata voce dell'Encyclopédie, dove l'impiego del filo a piombo compariva come una prima risorsa nel trasferimento corretto dei punti, ovvero delle misure e proporzioni, dal modello in gesso fatto al vero, fino al trasferimento al blocco di marmo da scolpire. Sappiamo, e questo è proprio stato Pavanello a porlo in luce, poi recentemente anche Antonio Pinelli, che probabilmente la lettura della modalità di come lavorare il gesso e come dal gesso trasferirsi poi al marmo, quale era stata tracciata da Falconet in questa voce scultura, poteva essere stata importante per Canova in questa sua prima prova, proprio col Dedalo Icaro che passa dal modello in gesso e poi al marmo, e probabilmente forse Canova poteva anche aver ricorso all'espediente del filo a piombo, che ritorna poi citato in questo modo nella scultura. Nel gruppo scultoreo è così il filo o tondino che da prelievo di realtà, da strumento operativo, si fa concetto-idea, in quanto misura di una scultura riportata al suo intrinseco fine linguistico, cioè restituire formalmente un bilanciato equilibrio di contrasti. Per Argan, inoltre, è la perentoria rettilineità del filo che riconduce a un'idea di scultura come cosa mentale, come ideale squadratura del marmo, invece del dinamico naturalismo berniniano che aveva ispirato per esempio l'Orfeo Euridice precedenti. Si evidenzia in questo modo il piano frontale in modo netto nella sua cesura rispetto alla profondità, appunto la planarità dell'affiorare del corpo di Icaro rispetto all'affondo tridimensionale del gesto di Dedalo.
Insomma, il filo, nel suo essere un tondino in ferro, ha un valore concettuale che non hanno certo gli attributi allegorici ancora più che abbondanti nel gruppo, quali le ali connesse dai legacci, il mazzuolo, lo scappello, perfino la mappa del labirinto di Creta, che non per niente sono calpestati dai piedi di Icaro. Cioè viene qui prefigurato quel processo che si farà poi costitutivo del fare canoviano a Roma, fin dal Teseo trionfante sul Minotauro, una prima opera eseguita a Roma. Cioè la riduzione e sospensione dell'esuberante fenomenologia barocca, sia dei profili delle figure sia degli attributi, degli oggetti, che per via allegorica prestavano una veste sensibile a un'accezione di scultura intesa come racconto, mentre ora il fine che affiora, e che poi si farà sempre più esplicito, è quella di una scultura concetto, abolire l'aspetto narrativo e discorsivo. Ma il concetto deve essere formulato come un solo oggetto concreto, in una oggettivazione assoluta che sfocerà negli anni successivi nell'ancoraggio formale al tipo. Cioè il ragionamento di Argan, e qui lo porto a sintesi, è che l'artista neoclassico non opera secondo una ratio, una ragione neoplatonica, cioè non muove da un'idea a prioristica del bello, di cui i fenomeni sensibili siano uno specchio o siano una parvenza, ma l'artista formula l'idea al termine di un processo in cui l'individuale esperienza dei sensi viene generalizzata in una pura oggettività grazie all'effetto sublimante della tecnica. Insomma, tutto questo procedimento lo possiamo esplicitare con quest'ultima riflessione. Il filo teso, il prelievo oggettivo, è funzionale al percorso che porta all'autonomia della rappresentazione scultorea come autoriferita, centrata sulla sua logica formale di equilibrio di contrasti. E qui Argan si distacca dalla tesi precedente di Rudolf Zeitler, che in Classicismo Utopia 1954 aveva dato la lettura più dettagliata disponibile all'epoca del Dedalo Icaro, che vedeva l'opera soltanto come fondata sul concetto di contrapposizione, di violento confronto, mentre invece Argan mira a una soluzione invece di equilibrio, e mentre Zeitler aveva detto che la posizione complessiva del Dedalo Icaro era fortemente artificiale perché non poteva essere perseguita nell'effettiva realtà di questa azione, c'erano appunto delle incongruenze se l'azione fosse stata accolta effettivamente come poteva essersi effettuata nella realtà, e Argan viene a dire ma questa è l'ultima cosa che poteva interessare a Canova, cioè non doveva fare un'opera di mimesis, ma doveva piuttosto fare un'opera scultorea che ha le sue leggi intrinseche, cioè quelle di un equilibrato contrasto, rapporto di contrasti. Allora, sappiamo che nella biografia, nell'abbozzo di biografia, sì, ho più o meno finito, nell'abbozzo di biografia Argan rigetterà quest'opera, il Dedalo Icaro, come appunto una manifestazione ancora eccessiva di naturalismo. Ma quello che dava fastidio ad Argan, ad Canova, era in quest'opera, poteva essere la sua eccessiva ridondanza discorsiva, il groviglio di rimandi narrativi dei vari attributi presenti nel gruppo, qualcosa che poi verrà a silenziare completamente nell'opera immediatamente successiva, il ritratto dello scienziato Giovanni Poleni, dove è raffigurato lo scienziato con una macchina con cui faceva i propri inserimenti, ridotto qui semplicemente a questo parallelepipedo senza nessun altro elemento descrittivo.
E cioè diciamo che attraverso l'esperienza fatta a Roma dei marmi effettivi dell'antichità e non più dei gessi, Canova realizza quanto aveva scritto Falconet nella citata voce Scultura dell'Encyclopédie. E qui cito una frase di Falconet per me molto importante per Canova. Lo scultore non ha d'ordinario a dire che una sola parola, ma questa parola deve essere sublime. Quindi l'aconicità della scultura e per questo sublimità. A mio avviso qui forse, e poi mi direte, c'è in gran parte l'origine del termine dell'esecuzione sublime di Canova. Un'ultimissima nota, perché voglio proprio ricollegarmi al discorso di Giuseppe Pavanello sui contesti. 1779 Canova presenta questa sua opera al committente, procuratore Vettor Presiani, come ha dimostrato Misso, che appunto era molto attento a quello che poteva essere il progresso dei lumi, l'inventività tecnologica, l'aveva adottata nella gestione dei suoi latifondi in terraferma, però aveva anche commissionato per esempio una sala ad affresco del suo palazzo al Guarene nel 1773 con un affresco basato sul tema della luce che sconfigge le tenebre, quindi siamo in piena epoca dei lumi. Nello stesso 79 il giovane Amadeus Mozart inizia il suo fortissimo dissidio col suo patron, diciamo l'arcivescovo di Salisburgo Colloredo, che era un altro altrettanto simile a Pisani, conservatore illuminato, perché Colloredo era molto vicino all'imperatore Giuseppe II nella adozione di una serie di riforme dettate proprio dalla cultura dell'illuminismo. Il dissidio di Mozart con Colloredo diventerà violentissimo e nell'81 Mozart va a vivere in proprio a Vienna, emancipandosi dalla committenza eseguire opere perché ordinate, ma anticipando quella che è la domanda del mercato, fornendo egli stesso delle opere che poi devono essere situate nel mercato, quello che appunto poi Canova farà a Venezia, a Roma. Quindi vedete come siamo proprio in un frangente storico in cui gli artisti, cominciando a riflettere sull'autonomia e la dignità del loro linguaggio, della loro messa in opera, delle proprie risorse linguistiche, si emancipano completamente dai committenti. Quindi qui vediamo nella ricezione di quest'opera Dedalo Icaro proprio una differenza prospettica. Per il committente conta soprattutto l'accento sulla figura del Dedalo, sulla inventività tecnologica, sul progresso dei lumi, mentre invece per Canova conta mettere in luce nella scultura la capacità del pensiero, dell'intenzione, della riflessione che la mette in atto, proprio perché la scultura è l'arte, l'attività umanistica per eccellenza, e si distingue a questo modo dalla tecnologia che da artigianale diventa industriale in quel momento e che per gli artisti cominciava ad essere anche una forte antagonista. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Maria Grazia Messina per questo importante intervento. Adesso non abbiamo modo di discuterne perché dobbiamo procedere, però è evidente che attorno a quel gruppo giovanile, diciamo così, anzi forse la primissima maturità, si giocano tante cose per Canova. E direi questo discorso di Argan si può anche capire da un elemento molto semplice, possiamo dire in due parole. Questo è una scultura polimaterica, no? Ha non solo il filo di ferro, che ovviamente è la cosa più importante anche dal punto di vista concettuale, ma anche le ali sono di banda, di lamiera, però ecco quell'elemento di ferro è coperto dal colore che è dato sopra. Però questo tema dell'innesto di materiali diversi e soprattutto quello che diceva Argan, almeno adesso appunto tutti ce lo dobbiamo rileggere, il prelievo del filo di ferro, no, è qualcosa che è importantissimo, perché il filo di ferro è l'unica cosa che in quel gruppo non è scolpita. No, il filo di ferro non è scolpito, lo ha preso e lo ha inserito, no, in quel modo. Quindi una cosa, citazioni diciamo di elementi metallici con sculture così non mancano, però il filo di ferro è rimasto unico, c'era solo Canova, e questo tema
così del concettuale che molto interessava a Argan, no? In quel momento, è logico, e a tutti i protagonisti di allora. Non solo non è scolpito il filo di ferro, ma non ha neanche, cioè è una linea che si è quasi materializzata, però con questo prelievo. E se appunto Argan usa questo termine perché già nel corso degli anni 60, come sapete, molti artisti non hanno più fatto le opere, ma hanno prelevato materiali e anche presentati semplicemente. Qui invece c'è la complessità di tutti questi temi che Maria Grazia Messina ha coinvolto nella sua ricostruzione, e la ringraziamo. Ecco, adesso chiamo Federico Piscopo che ci parlerà della triade amicale Canova, Martino De Boni, Antonio D'Este, ed è questo che penso il più giovane dei relatori a questo convegno, è una figura interessante, Federico Piscopo, perché è venuto fuori, diciamo, con un libro molto particolare alcuni anni fa, intitolato Echi Canoviani, nel quale ha messo a punto tante cose che erano rimaste incerte, frequentando gli archivi delle parrocchie, eccetera, e ha dato un contributo interessante proprio sugli aspetti apparentemente minori dell'ambiente canoviano, invece molto interessanti per capire tutto quello che vogliamo capire di questo genio della scultura e dei suoi amici, e anche qui di un insieme di altri artisti come Martino De Boni e Antonio Canova, che per la vita di Canova sono stati molto importanti, no? E che quindi è bene che il professor Piscopo ci abbia riassunto qui per noi nella sua relazione. Volevo fare presentazione, vista un attimo perché non sono la presentazione. Innanzitutto mi presento, sono Federico Piscopo, sono un insegnante e ci tengo a dirlo, sono nato a Crespano del Grappa. Per ovvi motivi Canova per me è un personaggio che insomma, ha accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza, per ovvi motivi perché Angela Azzardo Fantolin, Giovanni Battista Sartori Canova sono nati a Crespano, e anche perché non lo si dice nelle biografie, però Canova da bambino e da adolescente ha sempre comunque bazzicato Trasolo, Possagno ovviamente, e anche Crespano. Proprio per questo motivo, perché da bambino sentivo sempre degli aneddoti degli aneddoti che davano insomma la madre del Canova come una donna cattiva che aveva abbandonato il figlio e si era risposata a solo un anno dalla prima vedovanza. Mi sono interessato poi con studi d'archivio quando ero un po' più grandicello, e ho iniziato a raccogliere un po' di informazioni, sempre da documenti originali. Mi sono focalizzato appunto nel 2016 con Echi Canoviani sull'ambito familiare, non l'artista di per sé. Io ho sempre odiato i miti. Canova, lo sapete meglio di me, è stato portato avanti per molti decenni come un mito, quando in realtà la parte più interessante, lo si vede anche dall'epistolario, è quello di un uomo semplice, autodidatta, non ignorante, autoironico, che si è voluto anche ricostruire una famiglia. Nel 1779 va a Roma, ha però già degli agganci all'amico Antonio D'Este, quello che sarebbe potuto diventare il suocero Giovanni Volpato, poi arriverà, vedremo, anche Martino De Boni, e a molti veneti o veneziani. Diventato poi adulto, sarà una sorta di maestro. Lui non ha degli allievi diretti, però ricordiamoci Hayez e Demin, perché anche su quelli insomma, ho approfondito alcuni studi d'archivio. Giovanni Bianchi, Francesco Vancolani, e poi insomma, i nipoti, i figli delle cugine, i famosi Tonin, e sempre guardando un po' da lontano. O ci pensava Cicognara in altri ambiti, oppure Selva, poi quando invece era a Roma c'era Antonio D'Este che seguiva queste nuove generazioni. E a proposito di Canova e Venezia, questi sono un elenco molto sintetico, non sono tutti, sono alcuni nomi di suoi coetanei
che ha conosciuto, ha frequentato, conosciuto e con la quale appunto ha stretto anche amicizia negli anni della sua adolescenza. Musolo perché poi insomma la forma non è sicura, è un pittore, restauratore nato nel 1751, fratello di un medico veneziano, si deve accollare poi i nipoti, i nipotini e quindi lascia un po' da parte la sua verve artistica e poi diventerà sacerdote, quindi insomma è un sacerdote che vive e opera a Venezia ed è anche un restauratore. Romualdo Turini, nato nel 1752, da Salò, è un artista, un pittore che tra l'altro ci ricorda alcuni compagni di accademia e di studi di Canova e tra questi, l'ho sentito citare prima, Abate Zanetti. Non l'ho identificato, però credo che possa essere un nipote di Anton Maria Zanetti o forse di Girolamo, insomma c'è una dinastia proprio di questi personaggi a Venezia, filologi, pittori, disegnatori, restauratori, quindi insomma bisogna ancora fare degli studi e approfondire. Ferdinando Tonioli lo si ricordava involontariamente con il Tiepolo perché è una sorta di, chiamiamolo, cavalier servente della moglie, della giovane moglie di Tiepolo, e infatti dopo il doppio cognome è proprio dato probabilmente da questo, si sposa con una cugina di Margherita Moscheni, vedova di Tiepolo, ed è un importante collezionista, quindi Canova lo tiene sempre in considerazione anche quando appunto sono passati decenni dalla loro conoscenza. Giovanni Maria Burri invece non appartiene a questo giro, anche se è coetaneo, probabilmente è nato nel 1751, restauratore veneziano, si sposa a Venezia, ha 2 figlie che poi diventeranno restauratrici come lui, Laura e Francesca Burri, e emigra a Roma, penso negli anni *80* comunque, perché appunto viene ricordato nelle memorie d'Este come restauratore appunto a Roma. E poi gli ultimi 2 dei quali vorrei parlarvi oggi, Giovanni Martino De Boni e Antonio d'Este. In particolar modo l'amico fraterno, anzi proprio il fratello che Antonio Canova non ha mai avuto, è stato Antonio d'Este. E Antonio d'Este ci tiene a ricordare questa fratellanza, addirittura trascrivendo una lettera di Angela Azzardo Fantolin che lo ricorda quasi fosse un figlio. È bello perché insomma c'è Tonin e Tonino, allora Tonino è Antonio d'Este, Tonin invece è a Canova. Nasce a Burano e ho trovato l'atto di battesimo e quindi l'anno di nascita è da correggere nel 1755, anche se poi da ragazzo si trasferisce dall'isola ad una parrocchia veneziana e molto molto giovane, a 20 anni, lui è già a Roma. E inizia quindi a creare quella sorta di grande famiglia veneta che si trova appunto nella città di Roma. Si sposa con una romana, figlia di un celebre oste, Santa Arrigoni, e ha 7 figli. Di questi ricordiamo quelli più importanti, quelli che sopravvivono all'infanzia. Giuseppe, che è incisore, morirà anche anziano, è una sorta di conservatore delle memorie di famiglia, oltre insomma ad essere anche lui un artista incisore. Alessandro, che è forse l'unico che possiamo considerare più vicino come discepolo di Canova, scultore che poi ha una fine veramente triste perché muore dopo anni di infermità. Giovanni Battista, medico, è forse quello meno noto, meno che ci interessa di meno, e una figlia che si chiama Vetturia, poi non lo so se censurato o adattato in Vittoria, ma insomma il nome è tipicamente romano, credo che sia la moglie o la suocera di Coriolano, insomma il nome, che si sposa con Andrea Pozzi. A sua volta insomma sarà madre di un artista che si chiama Stefano Pozzi e sarà anche lei insomma un personaggio importante per questa dinastia, perché si tratta proprio di una dinastia, quella degli Este, che purtroppo poi non prosegue perché i discendenti mantengono per una generazione il cognome, poi vedremo insomma come andrà a finire. Antonio d'Este inizia in proprio con un atelier nei pressi della chiesa di Sant'Ignazio, inizia e è anche abbastanza noto, però poi ad un certo punto preferisce essere l'aiuto di Canova, la spalla su cui Canova si appoggia dopo il loro soggiorno, il ritorno e il soggiorno in territorio veneto. Aveva avuto anche
commissioni molto importanti quando nel 1795 era andato a Napoli, però è anche vero che Antonio d'Este comunque fa questa scelta perché credo, insomma, io non voglio dare un'immagine ipocrita di Antonio d'Este, ma credo che avesse capito già che Canova stava emergendo e che lui comunque si era infilato in quella serie di artisti romani, e Roma sappiamo benissimo che stava cambiando molto a seconda appunto della dominazione, dalla Roma pontificia alla Roma invece lo sappiamo che aveva avuto quella sorta di epidemia francese, e poi appunto il periodo napoleonico, i fratelli, i parenti di Napoleone che invadono l'Italia. E la sua carriera è una carriera molto importante perché diventa appunto il conservatore dei Musei Vaticani ed è utile e necessario per Canova proprio anche per il collezionismo. Nelle lettere di Antonio d'Este ci sono dei viaggi di marmi, di opere, di copie e quindi Antonio d'Este insomma, è anche un po' uno stimolo. La parte più importante, almeno personalmente, però di Antonio d'Este è dopo la morte di Canova. Quando muore Canova iniziano a essere pubblicate subito, cioè a novembre 1822, quindi un mese dopo, delle biografie di Canova, delle opere di aneddoti, insomma lui guarda un po' di malocchio Misserini, guarda un po' di malocchio vari autori, si sente un po' messo da parte, cosa che non era mai accaduta. E allora lui decide, insomma settantenne, di iniziare a scrivere una biografia stampo familiare, quindi l'immagine familiare di Antonio Canova. Manoscritto che lui non vede pubblicato, e manoscritto muore il contagiato di colera, tra l'altro assieme anche al genero Andrea Pozzi nel 1837, però ecco... È un autore che negli ultimi 10 anni della sua esistenza, anzi di più, di la verità 15 anni, proprio si impegna in quest'opera. Le memorie di Antonio d'Este sono delle memorie che sono rimaste manoscritte per tantissimi decenni, fino a quando il pronipote, non nipote, il pronipote Alessandro Pagliarini, che acquisisce poi il cognome degli d'Este, riesce con l'editore di Firenze Le Monnier a pubblicare, ma guardate che l'opera di Antonio d'Este era monumentale, aveva i documenti originali e purtroppo bisognava tagliare. Alessandro Pagliarini d'Este decide di inserire alcuni documenti, ma di non invece pubblicare il volume che avrebbe raddoppiato le pagine, avrebbe insomma reso molto voluminosa l'opera con i documenti originali. Quindi la famiglia d'Este conservava degli originali, qualcosa sicuramente insomma, è rimasto e l'ho inserito anche nella mia pubblicazione. Antonio d'Este negli ultimi anni continuava a annotare, a chiosare delle lettere e a dire, insomma, a indicare lui e anche il figlio Giuseppe qualche aneddoto, qualche precisazione. Ci teneva perché ovviamente Antonio d'Este non era in ottimi rapporti con l'abate Sartori Canova e quindi insomma si sentiva anche defraudato economicamente, non solo a livello insomma, morale. Però Antonio d'Este, bisogna dirlo oggettivamente, è stato importante perché ha ricreato una famiglia per Antonio Canova. Antonio Canova ha avuto 2 momenti familiari a Roma. Prima nel 1784, se non erro, sono arrivati gli zii Francesco Canova Scalpellino e Caterina Canova vedova, che però insomma, ritornano a Possagno, ritornano in territorio veneto, e quindi Antonio Canova, che doveva gestire una casa, che era diventato autonoma, ma insomma aveva anche bisogno, perché c'era la famosa malattia dei 27 anni, chiama nella propria casa una governante, chiamiamola così, Luigia Vaccolini, il cognome in realtà è Vaccolini, non Boccolini, sposata con Girolamo Giuli, quindi una coppia di amici. Lei diventa la sorella maggiore, hanno 8 anni di differenza, e il marito Girolamo Giuli, insomma, sembra un po' lo sciocco del momento, era molto molto emotivo e quindi diventa una sorta di cocchiere, tutto fare. E Luigia Giuli diventa, secondo la tradizione, la madre putativa. In realtà era una donna che veramente sapeva direzionare Canova quando Canova tentennava e non era in grado di prendere delle decisioni. Bisogna dire che Canova era umorale, bello, perché insomma come tutte le persone,
quindi aveva dei momenti di sconforto. Sappiate che lavorava giusto quelle 20 ore a giornata, quindi a un certo punto bisognava richiamarlo per la cena e alle volte era così preso che bisognava proprio gridare e trascinarlo. Questo è un ritratto che purtroppo, insomma, spero che l'abbiano ricondizionato, l'abbiano restaurato, l'abbiano messo in un luogo più adeguato nei depositi, insomma, del Museo d'Arte della città di Ravenna, perché Luigia Giuli, sappiate che, insomma, è nata a Ravenna nel 1749. Ma Antonio d'Este è stato anche un grande scultore, insomma, finché ha creato, e quindi è stato anche, ha avuto delle committenze di un certo livello, sempre molto vicine all'ambiente canoviano, quindi insomma si giostravano tra nobili reputati tali, tra politici francesi, filofrancesi, oppositori di Napoleone, insomma a seconda della richiesta. Questo è il monumento, opera di Rinaldo Rinaldi, che è presente nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Roma, ed è il monumento funebre di Antonio d'Este, che non avrebbe voluto un monumento, dice al figlio: no, cose semplici, per piacere, funerali non troppo pomposi. In realtà il figlio Giuseppe, conosceva bene il padre, e quindi insomma poi ha commissionato quest'opera a Rinaldo Rinaldi. E ecco, appunto, tutta la documentazione è stata tramandata per altri 20 anni dal figlio Giuseppe, cavaliere Giuseppe d'Este, e poi utilizzata da Alessandro Pagliarini. Purtroppo la famiglia si è estinta, perché Alessandro Pagliarini ha avuto un figlio morto a 16 anni, provetto musicista, e una figlia che poi si è sposata, ma così da studi molto, insomma, un po' superficiali. Non penso abbia avuto dei discendenti. Comunque, ecco, si spera sempre che in qualche casa, in qualche soffitta, in qualche archivio si rintracci questo voluminoso, insomma, fascicolo di documenti, che doveva essere molto, insomma, interessante. Il secondo personaggio che invece volevo analizzare oggi è Giovanni Martino de Boni. È in contrapposizione con Antonio d'Este, che è l'amico amato, ma insomma anche l'amico abbastanza invadente nella vita di Antonio Canova, e Giovanni Martino de Boni invece è un personaggio che ha condiviso l'adolescenza, gli studi tentato, insomma, di studiare gli studi con Canova, con dei risultati molto molto altalenanti, e poi facendo una fine veramente, cioè è stato dimenticato ancora di più rispetto ad Antonio d'Este. Anche Giovanni Martino de Boni conosce Antonio Canova, anche se limitatamente a Venezia. Antonio d'Este, per esempio, è famoso perché quando, insomma, Antonio Canova chiama una ragazza per posare per Euridice, controlla, essendo più grande, insomma aveva 18 anni rispetto ai 19 anni rispetto ai 16 di Canova, deve controllarlo a Possagno, quando appunto c'è la famosa Elisabetta Bastasini che fa da modella per l'Euridice, e quindi si muoveva di più, sicuramente conosceva anche l'ambito di Possagno e di Crespano. Giovanni Martino de Boni pare invece che fosse più ancorato e conoscesse il territorio veneziano, e una famiglia, tra l'altro il cognome De Bonis, il padre, poi il nonno di Giovanni Martino de Bonis probabilmente era un De Toni, che è un cognome tipicamente, insomma, Toni o Tuoni del territorio appunto bellunese, e conosce da giovane Canova e iniziano a stringere appunto questa amicizia. E tra l'altro quando Canova sta passando dal territorio veneziano al territorio romano, Giovanni Martino de Boni aveva già dato prodotto delle opere interessanti, tra le quali appunto già nel 1772-73 c'erano delle opere, dei disegni e dei dipinti. Dopodiché nel 1779, il momento forse più interessante della sua giovinezza, vince un premio all'Accademia di Parma per il dipinto Silvia, sorella di Pirro, che addomestica una cerva. Poi lo vedremo, perché mi sembra che Giovanni Martino de Boni sia più vicino, ambito neoclassico direi di no, ma più vicino al grottesco di alcuni prodotti del romanticismo ottocentesco. E tra l'altro Giovanni Martino de Boni, proprio essendo un esperto, si diceva lui, della pittura, dice all'amico: beh, tu ti dedichi solamente alla scultura, guarda ti faccio io da maestro, guarda ti spiego io come funzionano i colori. Giovanni Martino de Boni fa un po' il gradasso in quel momento, però permette
quasi trentenne, no, insomma aveva 26 anni Antonio Canova, di iniziare un percorso appunto di pittura. Ecco, questa è l'opera, l'ho inserita per farvi vedere quelle immagini molto grottesche che ci sono nella parte inferiore vicino alla cerva, e capite che insomma sono figlie della loro epoca sicuramente, ma sembrano quasi prefigurare alcuni caricature ottocentesche. Quindi ecco, non è un autore da tenere, sì, da dimenticare o da mettere in appunto da non ricordare e da non analizzare. Questi sono 3 ritratti in epoche differenti. Il primo ritratto dell'abate Serassi, poi il ritratto del senatore Erzonico, c'è anche appunto un disegno preparatorio, poi il ritratto di Canova. Ecco, si vede che nell'arco degli anni Giovanni Martino de Boni non è stato così costante, e lo dirà anche Antonio Canova. Quando evidentemente la committenza pagava, quando c'era un reale interesse economico, Giovanni Martino de Boni lavorava bene. Ha avuto una famiglia numerosa, più che famiglia numerosa bisogna essere sinceri, una moglie che era una santippe, e quindi probabilmente è stato pressato anche da necessità economiche. Trionfo della fede a Carezzonico, alcuni hanno dato la paternità dell'opera a Canova, altri a Martino de Boni. Io credo, così da alcuni documenti, va bene, in questo caso non sono proprio d'archivio, ma si tratta delle lettere di Canova al conte Roberti, che era bassanese, conosceva tutto del territorio bassanese, faceva una sorta di gazzetta di quello che accadeva nei dintorni. Dice Canova: se vedete il mio buon amico Martino Bonis, salutatemelo. Dico questo perché forse a quest'ora sarà a porre in opera il suo quadro nella stanza da pranzo del senatore. E di lì insomma, precedentemente Canova aveva detto appunto di questo personaggio, perché si vociferava che aveva conosciuto Canova da giovane: credetemi che egli è di ottima morale, gustosissimo, una macchietta in poche parole, quando si conosce da vicino, e anche se avesse studiato con veri principi, e anche se avesse studiato con veri principi, sarebbe diventato un valentissimo, ma quando si sbaglia la via non si arriva mai. Guardate che Canova non era una persona diplomatica, lo vedremo anche dopo, e tagliava veramente con il macete o non so, coltello shogun. Però vedete che Giovanni Martino de Boni era molto vicino a Canova, appunto con l'arte incisoria, insomma ne ha creato dell'altra, perché comunque insomma anche lui, quando si rende conto che Canova era diventato celebre, le opere di Canova erano diventate, insomma, dovevano essere replicate non solo in marmo, ma anche ovviamente attraverso le incisioni, che è una sorta di biglietto da visita per l'artista. In qualsiasi luogo dell'Europa ci potevano arrivare sicuramente molto più facilmente queste riproduzioni. Qui La morte di Done, Socrate che beve la cicuta, li ho voluti inserire per il patetismo. Ripeto, a me personalmente, ma non sono un critico d'arte, De Bonis o Martino de Boni piace come figura, come personaggio storicamente, come amico di Canova, ma vedete già che i risultati sono molto accentuati, è teatrale, è proprio a questa sorta di sottolineatura alle volte eccessiva della mimica facciale, e che è, credo, anche una sua cifra distintiva. Queste sono 2 opere a un tiro di schioppo da Crespano, nella parrocchiale di Santa Eulalia, e sono state commissionate probabilmente da Giuseppe Bombardini, non so se entrambe o una sola. Giuseppe Bombardini, che era è stato anche il primo sindaco di Bassano, ma era un nobile che appunto conosce Canova e che apprezza Canova, e tra l'altro farà molto anche lui da tramite, come Francesco Barbieri con Padova, così Bombardini, Giuseppe Bombardini, giovane, ricco miliardario, adesso approssimo in questa maniera, faceva da tramite tra il territorio bassanese e quello appunto romano nei suoi viaggi. E queste sono 2 opere, San Antonio da Padova e San Carlo Borromeo, e San Cassiano martirizzato dai discepoli. Come abbiamo detto prima, vedete che soprattutto nella seconda parte l'immagine di San Cassiano assomiglia molto a una precedente stampa di Martino de Boni, che rappresenta, se non sbaglio, proprio non San Cassiano ma San Pietro, quindi aveva probabilmente delle immagini stereotipate che riproduceva. Quando entrambi, sia Canova che Martino de Boni, sono anziani, solo maturi,
Il Cicognara sente questo nome. Sente questo nome anche perché insomma, Martino De Boni si era trasferito in pianta stabile a Roma. Ricordiamoci che inizialmente erano molto vicini, tant'è che Antonio Canova nel 1779, proprio credo prima di partire a questo punto, battezza la primogenita di Martino De Boni, per quello che si chiamano nelle lettere compare, ecco, si chiamano così. E poi morirà questa bambina, Martino De Boni ne avrà un'altra, la chiamerà sempre Angelica e poi morirà adolescente. Il problema di Martino De Boni, come vi ho detto, era questa famiglia, la figlia muore giovane e lui si trova con questa moglie che poi sparisce, non so se sia rimasto vedovo o se sia stato un allontanamento forzato, si trasferisce dal 1799 a Roma, in pianta stabile, e qui vive appunto circa insomma, una trentina d'anni, adesso non so precisamente quando sia morto, non ho trovato il necrologio, testamento del 1826. E leggiamo quest'ultima parte, ditemi un poco chi è un certo Martino De Boni pittore, che in una stampa di Giaconi sta abbracciato con voi, in un'altra intagliata da se stesso e figurato con Anna Bravetti, sua consorte, Angelica sua figlia, lavoro alquanto barocco? Dovrebbe essere alcuno che avesse avuto cura della vostra infanzia. Non sa quanti anni abbia, ipotizza che sia più anziano e quindi dice ma forse ti ha accompagnato, forse è stato un tuo maestro, forse un allievo più anziano. E Canova risponde in maniera molto stizzita, perché insomma non voleva avere i maestri, non voleva, insomma, arrivato ai 60 anni avere un De Boni come maestro. Dice: quel Martino De Boni è un pittore veneto che sta in Roma da molti anni, disegnando, incidendo e dipingendo tutti insieme come può. Io lo conosco moltissimo e siamo amici da tempo immemorabile, ma non sono punto suo alunno, né egli fu il mio educatore. E qua ovviamente chiude il discorso con un Cicognara che probabilmente poi si sarà sicuramente pentito della domanda. Questo quadro è poi un'opera celebre e anche insomma, ben riuscita di Martino De Boni, i due fratelli Canova, Antonio sulla sinistra e Giovanni Battista sulla destra. Giovanni Martino De Boni sparisce, vabbè, è sempre presente nell'epistolario canoviano fino al 1821, che io sappia, poi sparisce e ho rintracciato il testamento nel febbraio 1826, molto probabile che sia morto qualche anno dopo perché in una sua, chiamiamola convivente, una donna con la quale viveva, che gli faceva da governante, muore nel 1828 e non lo ricorda nel suo testamento, quindi è probabile che sia morto tra il 26 e il 27. Grazie a Federico Piscopo. Siamo passati dall'iperuranio della teoria arganiana a fatti molto concreti delle biografie e rapporti amicali che sono molto interessanti per precisare ulteriormente quello che noi sappiamo di questo ambiente appunto attorno a Canova. Ecco, adesso siamo un po' in ritardo, quindi Andrea Bellieni ha accettato di parlare oggi pomeriggio e passo la parola a Mario Infelice per il suo intervento dedicato appunto all'editoria nell'età di Canova a Venezia. Mario Infelice fino a pochi giorni fa era professore a Ca' Foscari, adesso è entrato nella zona degli uomini felici, che in quiescenza, c'è già nel sito, sei già in quiescenza? Ho cessato, sì. Sei già in quiescenza. E ci parlerà di questo argomento di cui lui si occupa da tanti anni. Il suo esordio, diciamo, come storico, lui ha insegnato storia moderna, però con la particolarità che è storia del libro, storia culturale a Ca' Foscari per tanti anni, prima a Milano, e ha esordito con gli studi e i risultati, poi nel corso anche del tempo approfonditi così, molto importanti sui remondini di Bassano. Quindi ha curato assieme a Paolo Marini la grande mostra del 92 e poi ha sviluppato le sue ricerche, come vi dicevo, anche sul libro antico, sul collezionismo e sulla tipografia, le case editrici, sui libri vietati, no? Sui libri, per esempio la storia dimmi il termine esatto,
libri censurati, quindi sulla censura dei libri e delle attività tipografiche editoriali nel Settecento e nell'Ottocento, ma è salito anche all'indietro e ha pubblicato anche su Aldo Manuzio, quindi su un filone molto importante. E appunto lo ascoltiamo adesso su questo aspetto appunto delle pubblicazioni, le case editrici, libri nell'ambito del periodo canoviano. Tra l'altro, appunto, leggendo le lettere, si vede anche che Canova procurava i libri proibiti ai suoi amici veneziani che glieli chiedevano da Roma, quindi sei molto legato a questo tema anche da questo aspetto. Grazie. Va bene, intanto ringrazio Nico per la presentazione e sì, come dire, diciamo, riprendendo quello che è stato detto anche in altri interventi, il mio tende a essere un intervento di contesto, nel senso che Canova rimane un po' sullo sfondo, mentre invece è più in primo piano tutto il contorno, di un'epoca notoriamente, insomma, molto convulsa, con un'infinità di trasformazioni politiche, sociali, eccetera, insomma, a cavallo tra Settecento e Ottocento. E in questo caso sono un po' ritornato su temi di cui mi ero occupato tantissimi anni fa. Negli ultimi anni mi occupo più di epoche precedenti, di 500 e di 600, ecco. Però il ritornare e rivedere, ho letto negli ultimi giorni appunto le lettere di Canova, che sono, come diceva Pavanello, un documento veramente straordinario, di straordinaria vivacità e interesse da un'infinità di punti di vista. Ecco, a quello poi si riferiva forse Nico prima, quando diceva sì, Canova procurava anche, gli scrivevano per procurare dei libri proibiti, e in realtà non erano tanto libri, era un libro di Spedalieri intitolato I diritti dell'uomo, molto cattolico, e lo pregano di nasconderlo, di far vedere che era stato usato, non era un libro nuovo, per cui lui lo mette nei bagagli un po' di nascosto. Allora, dicevo, appunto, Nico mi aveva chiesto, parla dell'editoria neoclassica, ma che cos'è l'editoria neoclassica? È un po' un problema. Automaticamente viene in mente Bodoni. Non ho una particolare simpatia per Bodoni, che è molto formale, è più un tipografo più che un editore. Trattava poi in maniera molto sprezzante, avevo letto tempo fa, conservate al seminario di Padova, delle lettere che scriveva ad Antonio Zatta. Lo tratta in maniera sprezzante, ma Zatta era un editore e Bodoni faceva dei caratteri, molto ricercati in quest'epoca, e vanto di quasi tutti gli editori di questo tempo, di questa stagione, fine Settecento, inizio Ottocento, dotarsi dei caratteri di Bodoni. Però fare l'editore è decisamente un altro mestiere. Lo stesso Bodoni aveva conosciuto, lo stesso Canova nel 94 aveva conosciuto Bodoni, anzi era stato accolto, era stato ospitato da lui a Parma, però per quanto ne sappia, per quanto abbia letto nelle lettere, non c'è nessun riferimento alla sua attività tipografica, alla sua attività editoriale. Ecco, dicevo, dal punto di vista veneziano, questa lunga stagione, insomma, a partire dagli anni 70 del Settecento per arrivare sino alla morte di Canova, è una stagione traumatica, di fortissime, di enormi trasformazioni. L'editoria veneta era da 3 secoli uno dei punti di riferimento dell'editoria europea, certamente quella più attiva in Italia. Ancora nella seconda metà del Settecento il 30-40% dei libri pubblicati in Italia erano pubblicati a Venezia, ed erano poi quelli che circolavano di più, ecco. E la fase successiva è traumatica, nel senso che nel momento in cui viene meno il riferimento politico, agli editori serve il riferimento politico, non si può stabilire case editrici in luoghi che non hanno un riferimento politico. Ecco, questa funzione, questo ruolo viene meno, e soprattutto la stagione napoleonica
a risultare drammatica per gli editori veneziani. Diversi, come vedremo, si trasferiscono poi a Milano, ed è Milano da quel momento, dal 1810 in poi, che diventa il punto di riferimento editoriale d'Europa. Questo non impedisce il fatto che i primi, diciamo subito con il ritorno degli austriaci, Venezia non abbia una certa ripresa, e questo lo si vede anche nei rapporti che alcuni personaggi vicino a Canova intrecciano con alcuni degli editori veneziani di questa stagione a cui farò riferimento. Do 2 o 3 dati così quantitativi, un po' per dare l'idea di questa trasformazione, no? Ecco, ancora nel decennio, per esempio 1781-1790, Venezia produceva circa 6.000, cioè la produzione complessiva di titoli era di 6.000 titoli, a Milano ne uscivano 1.500, quindi la produzione milanese era un quarto di quella veneziana. Il decennio successivo, cioè l'ultimo decennio del Settecento, a Venezia uscivano 6.700 titoli, a Milano quasi 5.000, quindi questa preminenza rimaneva. Il decennio successivo, cioè il primo dell'Ottocento, vede invece il tracollo. A Venezia ne escono la metà, 3.000 contro i 6.000 milanesi, e poi la crescita di Milano diventa inarrestabile, e al tempo stesso diciamo, la stagnazione veneziana, poi il declino vero e proprio, avverrà dopo il 1848. Gli ultimi decenni del Settecento, cioè quelli che vedono, cioè il momento in cui Canova arriva a Venezia e poi la stagione successiva, quella che lui trascorre a Roma, però anche in stretto contatto con il mondo veneziano, è una stagione tutto sommato felice per gli editori veneziani, con molti fermenti innovativi. Ecco, si potrebbe, ecco sì, molti sono preoccupati, certamente la situazione politica è quella che è, però di idee non mancano. Ecco, Venezia comunque rimane fino alla fine, fino alla caduta della Repubblica, il polo culturale, insomma l'asse, uno dei poli dell'asse culturale italiano. Ecco. Poi si sposterà verso ovest, però fino allora Venezia è così, e Venezia è frequentata tra l'altro dai letterati, dagli uomini di cultura italiana, proprio per questo aspetto. Insomma, ecco. Mettiamo assieme l'importanza dell'editoria, mettiamo assieme il teatro, mettiamo l'importanza anche dei giornali che cominciano ad avere. Ecco, certamente in questa stagione Venezia continua a essere il centro più vitale italiano. Vi sono alcuni grandi editori con una proiezione europea di generazioni precedenti, come Antonio Zatta, che è piuttosto anziano, ma insomma è un personaggio che si sa rinnovare, che ha un'enorme produzione, con un'enorme produzione anche di carattere calcografico, stampe, atlanti, eccetera, a non finire. Poi c'è Remondini, che nella nostra storia ha una rilevanza particolare, perché è uno dei punti di riferimento di quest'asse bassanese con cui inevitabilmente Canova aveva a che fare. Ecco, sono tutti personaggi che erano stati legati a lui, quei personaggi che poi ritroverà a Roma, a cominciare da Volpato e gli altri. Ecco. E sono legami che si mantengono. Ecco, un'altra figura centrale su cui poi tornerò se abbiamo il tempo è Bartolomeo Gamba, ecco, che fa tutti i mestieri possibili che hanno a che fare col libro. Comincia col fare il fattorino, il tipografo a Bassano negli anni 60-70, diventa direttore della stamperia Remondini a Bassano, diventa direttore della libreria, direttore editoriale della libreria veneziana negli anni 90. Poi viene licenziato dai Remondini nel momento della crisi, nel momento in età napoleonica, e fa 1000 altre cose.
lavora per Eugenio Beauharnais, costruisce la sua biblioteca, fa commercio di libri. Sotto gli austriaci contemporaneamente si ritroverà a essere l'editore di Alvisopoli, anche su questo se abbiamo tempo tornerò, ma contemporaneamente fa il censore, fa il bibliotecario della Marciana e morirà su questo tavolo, tra l'altro, in cui sono adesso in questo momento. Ecco, penso che fosse, non so se sia stato cambiato, comunque muore facendo una conferenza all'Ateneo. Ecco, ecco, cioè i legami con l'Ateneo da quel punto di vista, cioè, ecco, tra l'altro Gamba era presente al momento in cui Canova stende il suo testamento. È un personaggio che sta sempre un po' nell'ombra, ma è sempre presente, e questa è un po' una sua caratteristica. Tende a non mettersi in evidenza, ecco, però lo troviamo sempre, sistematicamente, andando a guardare sotto. Ecco, per questo è una figura di notevole rilievo. Dicevo, accanto a questi personaggi, a questi vecchi editori, appunto tipo Zatta e Remondini, però in questa stagione ne compaiono di nuovi, più fantasiosi. Ecco, potrebbero essere questi gli editori neoclassici. Hanno una caratteristica che nascono tutti nel 1757 come Canova. Ecco, non so se sarà un caso, ecco, ma credo anche alle coincidenze generazionali. Ne ricordo due figure che mi paiono piuttosto rilevanti. Uno è Alessandro Pepoli, che è un conte di origine bolognese, però poi naturalizzato veneziano. La sua famiglia diventa anche patrizia veneziana, ricchissimo, un tipico dandy di questa stagione, dilapidatore di patrimoni, giocatore d'azzardo, però anche scrittore, poeta, autore teatrale. Nel suo palazzo costruisce, allestisce un teatro, che a un certo punto, come tutte le persone di questo genere, dice che vuol fare l'editore. Ecco, in un primo momento si mette d'accordo con un'altra figura, sempre nata nel 1757, Antonio Fortunato Stella, un'altra figura piuttosto rilevante di questo mondo, a quell'epoca ancora giovanissimo. Pepoli fa iscrivere Stella alla Corporazione degli Stampatori e mettono in piedi una tipografia come dire, molto moderna, ecco, molto moderna dal punto di vista della grammatica. Ovviamente si dotano per esempio di caratteri bononiani, hanno una grafica molto più accattivante, recuperano per esempio la grafica manuziana degli inizi del Cinquecento, quindi i libri del Settecento molto spesso sono stampati fino all'orlo, cercano di consumare meno carta possibile. Ecco, la grafica di questi anni tende a cambiare diciamo, il layout di pagina e a ricostruire un equilibrio tra il bianco e il nero. Ecco, capiscono che ampi margini favoriscono la lettura. Questo accoppiato all'uso di caratteri nuovi, di nuova fattura come quelli di Bodoni, fa in maniera che la pagina diventi molto più gradevole, di molto più piacevole lettura. Al tempo stesso, per esempio, hanno nuovi sistemi di legatura economici ma più eleganti. Per esempio utilizzano copertine stampate che prima non si usavano, no? Questo è un altro aspetto piuttosto interessante di questa stagione. Ecco, l'attività che Pepoli attraverso Stella mette in piedi nel 92-93 è impressionante, decine e decine di edizioni, soprattutto in campo letterario. Apre una tipografia in campo San Polo, una libreria alle mercerie ed è un'attività travolgente. Ecco, non teneva molto conto del riscontro economico, ecco, spende una quantità di soldi impressionante. A un certo punto litiga con Stella e si iscrive, e Pepoli, il conte Pepoli, si iscrive alla corporazione degli stampatori, creando uno scandalo enorme. Per la prima volta un aristocratico si iscriveva a una corporazione di mestiere, no?
ecco, si scrive in prima persona, insomma, ecco. E va avanti per altri 2 anni, dissipando buona parte del suo patrimonio in questa e nelle sue attività teatrali. Poi nel 1796 muore improvvisamente. Ecco. Aveva simpatie filofrancesi, simpatie giacobine, eccetera. Questo è un po' il mondo. Ecco. 2 parole sull'altra figura, quella a cui ho accennato, Stella, perché poi Stella invece in età... Stella è molto legato a un celebre farmacista di questa stagione, che stava qua dietro nella farmacia qui in Campo San Fantin, Vincenzo Dandolo, poi diventato figura di rilievo in età napoleonica, e attraverso Dandolo poi troverà sistemazione a partire dal 1810 a Milano, e diventerà poi l'editore di Leopardi, insomma diventerà uno dei punti di riferimento del boom editoriale milanese nella prima metà dell'Ottocento fino alla morte. Insomma è un editore chiave di quella stagione. Ecco, però questa giovinezza veneziana è una questione piuttosto... ecco. Di tutti questi personaggi sono interessanti i rapporti, le relazioni specifiche, le relazioni tra di loro sono sempre molto strette. Ecco. Arriviamo, ecco, è chiaro che il 1797 determina una frattura drastica. Ecco, la fine della Repubblica determina una relazione che c'è sempre stata, strettissima, no? Tra la realtà editoriale e ci si trova di fronte a una realtà decisamente differente. La situazione peggiora in età napoleonica, perché a quel punto viene addirittura a mancare il riferimento, cioè il centro di riferimento è Milano, tutto si sposta per Milano e si gravita verso Milano. Ecco, ne risentono quindi sia le nuove iniziative a cui avevo accennato, che chiudono tutte, ma ne risentono anche i vecchi editori, che sono costretti poi a cambiare repertori. Ecco. È piuttosto interessante il caso dei Raimondini. Ecco, accennavo prima al licenziamento di Gamba nel 1811, però Raimondini faceva i soldi soprattutto col materiale popolare, e il materiale popolare di questa stagione, il materiale popolare d'antico regime, non funziona più nella nuova realtà ottocentesca. Ecco. C'è una bella descrizione di un biografo di Gamba del 1848 che dice, appunto raccontando di questo cambiamento estetico, dell'estetica popolare, dice Giambattista Baseggio, parlando di Gamba e parlando della crisi di tutta quella produzione devozionale, eccetera, dice: al primo rompere dell'incendio feroce in Francia scemarono per imitazione dei materialisti francesi le pratiche di religione, le quali molto giovarono alle cose nostre, e le arti si rivolsero alla rappresentazione puramente mitologica, quasi che l'Europa dovesse tornare al paganesimo o, con idea matta, rifare le repubblichette di Grecia. Dal che ne venne che le immagini divote si sbandirono affatto, e in cambio del Cristo, della Madonna e dei Santi si domandarono Apollo, Venere, Ercole, Psiche, Ganimede, eccetera. Ecco, questo un po'... ecco. La situazione tende un po' a migliorare col ritorno degli austriaci. Ecco. Col ritorno degli austriaci Venezia ha politicamente un certo ruolo, e ovviamente non più ai livelli di prima, però alcuni editori hanno un certo rilievo, ecco, e sono tutti editori che si distinguono. Ecco, nella produzione, anche ho visto molti frontespizi, libri pubblicati da Picotti, libri pubblicati da Alvisopoli a cavallo alla fine degli anni 10 e poi nel corso degli anni 20 e degli anni 30. Ecco. La tipografia di Alvisopoli, per esempio, è un caso molto interessante. Anche qui c'è Gamba sotto, e Gamba in realtà l'editore di Alvisopoli, si trasferisce da Alvisopoli, questa città ideale,
inventata, fondata da Luisa Mocenigo vicino a Portogruaro, e nel 1814 si ritrasferisce a Venezia e Gamba, in realtà il suo controllore, anche il suo proprietario. Dicevo che contemporaneamente Gamba è anche censore, ecco, censura i libri dei nemici e favorisce i libri propri, poi gli austriaci nel 1824 lo manderanno via, lo licenzieranno, al tempo stesso poi diventerà bibliotecario della Marciana, insomma, ecco, Gamba è una figura, come dicevo prima, piuttosto rilevante. Ecco, la tipografia di Alvisopoli ha una produzione parecchio interessante proprio anche nel campo neoclassico, queste storie della scultura, questa ripresa, ecco, molte nel momento in cui Canova muore escono un'infinità di biografie, di saggetti, di piccole pubblicazioni che ne ricordano l'opera, sono quasi tutte pubblicate da Alvisopoli o da Picotti, soprattutto da Picotti e poi da Alvisopoli. Ecco. Non entro qua per evigrazio dell'elenco di queste opere, vedo che siete sopportate in maniera eroica senza pausa caffè da questa mattina alle 9, ecco, escono quasi l'una, per cui vi risparmio questo. Però volevo accennare invece a un'altra questione che mi pare piuttosto rilevante di questa stagione e che ha anche dei nessi con le vicende canoviane, che è più generale il mondo del libro, ecco, è la questione del collezionismo, la questione del disfarsi delle grandi biblioteche veneziane e dell'aprirsi di una stagione di grande, diciamo, da un certo punto di vista, di dinamismo nel campo del commercio librario. Ecco, Venezia alla fine del Settecento aveva uno dei più grandi patrimoni, come dire, una quantità di biblioteche che poche città in Europa avevano. Biblioteche private sono state studiate da Marino Zorzi anni fa, ecco, biblioteche private e biblioteche conventuali, monastiche. Ecco. E la fine del Settecento e la caduta della Repubblica è un momento drammatico sia per le vicende delle famiglie, molte delle famiglie veneziane si trovano in condizioni desolanti dal punto di vista finanziario e sono costrette a vendere tutto quello che avevano, e molti degli ordini religiosi e dei conventi e dei monasteri vengono soppressi, per cui nel giro di pochissimi anni entrano sul mercato quantità di libri inenarrabili. Ecco, la ricchezza delle biblioteche inglesi ottocentesche è fatta soprattutto attraverso di materiale antico. Ecco. Buona parte del materiale, la più grande collezione di libri del Cinquecento italiano nel mondo è quella della British Library, sono tutti libri che vengono da qua, ecco, che sono passati attraverso questo mercato antiquario. Vi leggo, perché secondo me è quello che scriveva Emanuele Cicogna a proposito di questa svendita impressionante che avviene nel giro di pochissimi anni. Alcuni flash che danno un po' l'idea. Ecco, c'è un libraio, soprattutto si chiamava Adolfo Cesare, inizio Ottocento, che è il vero e proprio liquidatore delle biblioteche veneziane. Ecco, si trova a che fare con una quantità infinita di famiglie che vogliono disfarsi dei propri libri, che cercano di ricavare il più possibile vendendo archivi. Ovviamente le biblioteche sono l'ultima cosa, ecco, prima vendono i patrimoni eccetera, poi si arriva alle biblioteche. Ecco, vi do alcune brevissime tranche tratte da Cicogna relative al 1810. Il signor Cesare, il libraio, è Cicogna che scrive: qui ha veramente fatto un bell'acquisto delle librerie Zen, Gradenigo e parte di quelle della Salute. 13 gennaio 1810. 2 febbraio 1810. Il signor Cesare, da ieri l'altro, ha principiato a fare il catalogo della libreria Canonici, ridondante di molte Bibbie stampate e di molti e molti pregevolissimi codici manoscritti.
15 giugno 1810. Ho lavorato come un cane nel trasportare in tante casse la libreria Gradenigo. Questo signore affitta quelle stanze alle monache e ha voluto che il Cesare trasporti in casa sua la libreria. 3 giorni dopo, 18 giugno 1810, si vede a trasportare una grande quantità di libri di biblioteche dei conventi soppressi e vengono venduti al peso di carta. Se io avessi tempo e luogo vorrei farne scelte, forse mi capiterebbe alle mani qualche libretto raro. Si è terminato di trasportare la libreria Gradenigo, non fu piccola impresa il trasporto, e avanti così. 20 giugno 1810. Ieri sera ho parlato al signor Cesare di questa libreria non facendo il nome del suo possessore. Egli s'accorse subito che era quella del Tomitano e disse che il Salvi di Napoli era pronto per farne la compra, ma che non si accordò al prezzo esorbitante. Il Cesare ha delle trattative per comprare la libreria Pisani, eccetera. 14 agosto 1810, 2 ebrei, come dissi, comperarono per 8.000 ducati la libreria e la galleria dei quadri del conte Collalto. Il libraio Cesare acquisterà quanti di questi libri? La libreria Pisani è già del Cesare e fu acquistata dall'Occhio al libraio. Venivano vendute cioè tra l'altro una libreria viene acquistata, 2 ore dopo lo stesso libraio la vendeva un altro. Ecco, c'era la possibilità di fare una quantità di affari simultaneamente soltanto avendo i capitali, vendendo alla cieca sostanzialmente. Ecco. 20 agosto 1810, il giorno 15 fu venduta all'asta la libreria Pisani per 22.000 lire italiane, la comprò il signor Cesare che senza che alcuno vi concorresse. Unitamente alla libreria vanno comprese le scansie che sono di noce assai belle, ben architettate, eccetera. 2 o 3 ultime citazioni. 22 agosto 1810, il Cesare, dopo aver acquistato la libreria Pisani, la cedette con un guadagno di 2.000 ducati correnti ad un compagno che gliela ricercò. Bel guadagno in poche opere di trattative, 2.000 ducati, quello che dicevo prima. 20 novembre 1806, finalmente sono giunto a Venezia. Mia prima cura fu andare al negozio Cesare. Egli ha fatto il grande acquisto della libreria Collalto, mole immensa di libri per 52.000 lire. Egli vendette a peso una parte, si scelse il meglio per me, del rimanente fece 3 porzioni, eccetera. Ecco. E va avanti, ecco. È una cosa assolutamente allucinante, ecco, questa dispersione che avviene nel giro di pochissimo tempo. Ecco. Naturalmente quasi tutto esce fuori da Venezia, sono anche interessanti le relazioni internazionali che si creano e le relazioni che questi librai stabiliscono, per esempio col mercato internazionale. C'è un libraio di Londra, Payne & Fox, celebre nell'acquisizione di queste biblioteche veneziane. Per esempio Payne & Fox nel 1817 vende l'immensa, pregiatissima libreria dei Rimondini. Anche i Rimondini hanno difficoltà finanziarie e la vendono sul mercato, la vendono a Londra. Viene fatto anche un catalogo specifico in cui i Rimondini non vengono nominati, ma viene fatto un catalogo specifico. Pochissime si ricostituiscono. Ecco, uno dei casi interessanti è il caso della biblioteca di Leopoldo Cicognara, che viene costituita, che è una delle biblioteche pregiate costituite a Venezia in questa stagione. Biblioteca che è stata studiata negli ultimi anni da Elena Granuzzo, e da pochi giorni ho visto che online vi è un sito bellissimo, fatto molto bene, concepito molto bene dalla Biblioteca Vaticana e da altre biblioteche americane, che hanno ricostruito il catalogo e ne hanno riproposto tra l'altro anche le note straordinarie che Leopoldo Cicognara apponeva sui libri. Ecco, il caso è piuttosto interessante.
Ecco, qui il caso Cicognara, ne ha parlato stamattina Romanelli, è piuttosto interessante, e anche Cicognara poi sarà costretto appunto a vendere alla Vaticana la propria biblioteca, però avrà cura non di svenderla, ma di venderla a un acquirente importante che riuscirà a preservarla. Nel 1807 Cicognara aveva scritto delle curiose osservazioni sulla bibliomania. Ecco, sono alcune paginette molto carine, molto interessanti, che evidentemente riflettono il clima di questi anni di devastazione e che si ricollegano un po' a un'idea diversa di biblioteca. Ecco, Cicognara tendeva a distinguere tra, appunto, dice osservazioni sulla bibliomania. Ci sono i bibliofili, che sono quelli che costruiscono biblioteche che hanno senso, perché sono fatte con un'idea, sono fatte per costruire un patrimonio bibliografico, e questo patrimonio bibliografico serve a costruire la società. Questa era la sua idea. Ecco. E la sua biblioteca, i suoi 5.000 libri, sono straordinari, cioè una coerenza interna meravigliosa. Poi ci sono i bibliomani che non leggono i libri, che cercano la rarità a tutti i costi e che li lasciano lì. Ecco, di bibliomani in quegli anni ne vedeva parecchi. Ecco, queste osservazioni vi consiglio di leggerle, perché si trova anche l'edizione digitalizzata in internet. Occorre, appunto, sottolinea la funzione educativa delle biblioteche, bisogna possedere i libri, questa è una citazione per studiarli. Ecco, tra l'altro questo libretto viene pubblicato da Bettoni, che è un altro degli editori dendi neoclassici di questa stagione, di queste figure strane che popolano questo mondo. Ecco. Quindi una biblioteca fatta con scopi ben precisi, non per ammassare rarità bibliografiche, non con lo chiama orgasmo smanioso di ammassare libri senza criterio. Ecco. Mi pare che abbia questa caratteristica anche la biblioteca di Canova, ecco, che è stata studiata da Pavanello, che ha pubblicato un bel libro alcuni anni fa con il catalogo annesso, una biblioteca fatta per essere utilizzata, per servire, non con questo scopo. Una biblioteca che serviva anche per lavorare, ecco, l'ha già citato Pavanello stamattina, ma è un pezzo talmente bello che mi permetto di ricitarlo, che serve anche a chi non ha tempo per leggere, ecco, e Canova non aveva tempo per leggere. Dice: come fa a leggere uno che lavora tutto il giorno come una bestia, dice di se stesso, ecco. Quasi tutto il giorno ascolto, cioè aveva inventato l'audiolibro sostanzialmente, ecco. E aveva qualcuno che leggeva appunto l'Omero di Mercurio, questo lo dice appunto, lo diceva Pavanello stamattina in una bellissima lettera a Melchiorre Cesarotti, ecco. E aveva ascoltato per 3 volte l'Omero di Cesarotti, ecco, mentre contemporaneamente mentre lavorava, ecco. Questo mi sembra, diciamo, un bel messaggio e può servire per concludere, spero, questa mattinata. Ecco. Grazie. Adesso noi interrompiamo per un po' questo incontro. Io però mi sono sempre domandato, lo chiedo anche al professor Pavanello che è qua, no? Come si fa a lavorare, sia pure un lavoro diciamo manuale, e ascoltare un altro che legge? Io non sarei capace, cioè, no, ma è una cosa difficilissima. Difatti per quello forse l'ha ascoltato anche 3 volte, no, Cesarotti, perché intanto si fa anche rumore facendo lo scultore, dopodiché va bene. Allora ci rivediamo poi alle 14:30. I relatori sono pregati di seguire me, che li porterò in un posto segreto.